Conosce mia. Così facile. Mamma mia che roba. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli sono morti di già, fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara per conquistare la trincea. Savoia si va. Trincea di raggi e maledizioni, quanti fratelli sono morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue, tentato più volte ma invano, Gorizia a pigliare. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara per conquistare la trincea. Savoia si va.
E abbiamo sentito Ricky Bizzarro con Giorgio Canalli di Radio Fiera con questa canzone fatta tanti anni fa ma attualissima, visto che si parla di guerra, di bombe. Questi ragazzi, avete sentito, precettati per fare la guerra, per andare a morire, perché questa è la verità. Pochi ne torneranno a casa, poche mamme, pochi papà, poche famiglie, poche mogli, pochi bambini rivedranno i loro genitori, i loro figli. E questa è una cosa veramente che non ci dà pace, non è ammissibile che nel 2024, dopo tutto quello che è successo nella storia, non si sia ancora veramente preso atto che le guerre non servono a niente, non servono ma soprattutto a distruggere, poi devi ricostruire, pochi fanno molti soldi, tanti muoiono di fame. Ecco, ricostruire non è semplice, non è facile, però è una guerra tutti i giorni, è una guerra per trovare anche un badante, una badante, è una guerra vedere tutti i giorni questi ragazzini che ne fanno di tutti i colori. Avete sentito anche il dodicenne, per fortuna non in Italia, ma sempre un dodicenne che è entrato in classe con la pistola e ha ucciso i suoi compagni. Sentite cosa succede per la strada, che assalgono questi ragazzini per prendere il giubbotto, le scarpe. Ma è possibile che non riusciamo a fermare questi ragazzini? Perché noi diciamo i genitori, la famiglia, ma se la famiglia non c'è, non ci sono, che sono più piccoli oppure non riescono proprio a fare i genitori, cosa dobbiamo fare per far capire che qualcuno deve intervenire? Ne parleremo questa mattina con Massimiliano Sarcinelli, titolare HRK, Agenzia per il Lavoro Badanti. Poi ci collegheremo anche col dottor Mirko Casteller per parlare proprio di questo, psicologo e psicoterapeuta, per capire cosa si può fare tutti assieme per cercare di fermare anche questa guerra, perché veramente sta succedendo una guerra anche in questo settore. Allora, grazie a Massimiliano Sarcinelli. Allora, cosa ci racconta Sarcinelli? Una guerra anche per voi, trovare persone per bene, persone di fiducia da affiancare a queste fragilità, perché questa è la verità, già che hanno molti problemi, entrare nelle loro case e dare la massima disponibilità. Ci racconti com'è la situazione, Sarcinelli? Grazie di essere qui. Buongiorno Mirella, grazie a lei e grazie a voi per ospitarci e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, esattamente come diceva lei Mirella, effettivamente è un problema quotidiano quello di poter assistere sempre nel migliore dei modi le famiglie all'interno delle proprie mura domestiche. E sì, il mercato, insomma, ecco, se vogliamo chiamarlo in questo modo, dell'assistenza domiciliare è un problema sempre più sentito in Italia, perché fortunatamente siamo il secondo paese più longevo del mondo ed il primo paese più longevo d'Europa. Quindi per fortuna i nostri cari stanno bene, sono comunque i più anziani, ecco, di tutta Europa, e certo è che va da sé che nel momento in cui una persona comunque inizia ad avere una certa età, anche il semplice servizio di assistenza domiciliare per quanto riguarda le classiche attività di gestione della casa comunque è un problema sentito, per non parlare poi di quelle che sono le attività di gestione della persona. Quindi noi ci poniamo al fianco, insomma, delle famiglie per cercare di selezionare i migliori assistenti da porre all'interno delle famiglie, in modo tale che il nucleo familiare, insomma, ecco, possa continuare regolarmente e tranquillamente le proprie attività lavorative, sapendo che il proprio caro, il papà, la mamma, la nonna o il nonno, insomma, stanno tranquillamente, ecco, a casa e sono seguiti da persone per bene. Ecco, questo è un problema sempre più sentito, insomma, ecco. Sarcinelli, cos'è che si richiede alla persona che decide di fare questo lavoro? Perché è un percorso anche delicato, è un percorso anche fatto di sensibilità, e c'è un'età dove veramente voi richiedete, oppure chiunque può, se ha voglia, può intraprendere anche questa attività? Perché siccome i soldi sono sempre pochi nelle tasche anche magari di diversamente giovani che magari potrebbero anche aiutarsi anche con questo lavoro, ci dice quali sono proprio le caratteristiche per diventare un buon badante o una buona badante? Ma fondamentalmente è un'attività che non è equiparabile ad un'altra
tipologie di attività, perché comunque nel momento in cui si entra insomma, nell'ambito familiare, quindi nella gestione familiare vera e propria, ovviamente le caratteristiche, le attitudini personali devono essere di un certo tipo, ovvero le caratteristiche attitudinali della persona che decide di fare questo lavoro devono essere fortemente orientate all'aiuto verso il prossimo, quindi ampie caratteristiche di empatia, di comprensione, di passione, ecco, per quello che si va per il servizio che si va ad erogare quotidianamente, e bisogna essere molto pazienti, e fra le attività che noi andiamo a verificare, insomma, sicuramente il percorso accademico, il percorso formativo sono dati fondamentali. Ci sono corsi, insomma, che possiamo realizzare anche noi attraverso HRK Academy, che è una scuola che abbiamo istituito per la formazione delle badanti e delle coef, e attraverso questa scuola andiamo a fornire gli strumenti necessari per poter assistere le persone, e anche semplicemente di poter portare a termine le attività di gestione quotidiana relative all'attività magari di maggiordomo piuttosto che di governante. E ovviamente è un'attività orientata, come dicevo prima, verso il prossimo, e quindi una forte predisposizione naturale deve esserci, perché altrimenti senz'altro non vi sarebbero le caratteristiche per poter assistere nel modo più appropriato le persone bisognose di un supporto morale oltre che fisico. Sa, dottor Sarcinelli, che penso che la burocrazia sia stata troppo invasiva, e sia troppo invasiva anche per queste figure, perché io penso alle persone che una volta assistevano questi diversamente giovani, come abbiamo appena detto, anche con molte fragilità, però erano persone che avevano una pazienza e una dedizione, ed erano accuditi anche molto bene, rispetto ad adesso che magari si guarda il numero, si guarda il risultato dei documenti e magari si guarda meno alla persona. Io sono convinta, dottor Sarcinelli, che sarebbe ora che guardassimo più alle persone, meno alla burocrazia, a queste carte interminabili che bisogna svolgere, a questi test. Io capisco che bisogna anche capire chi hai di fronte, però delle volte mi sembra un po' esagerato, magari scartare delle persone perché non hanno titoli per fare questo, perché adesso si parla di sicurezza, sì, poi vediamo le morti sul lavoro che ci sono anche in questo mese, in questo periodo. Forse abbiamo un po' esagerato con la burocrazia, abbiamo meno puntato sulle qualità della persona. Ecco, parlare, fare questo colloquio, e là ti accorgi che hai di fronte, se uno ha detto i lavori, e lo facciamo anche noi al Banco Solidale con i volontari. Sicuro non ho volontari che hanno delle lauree, dei diplomi veramente importanti, però proprio facendo questo lavoro si diventa un po' anche psicologi. Sentiamo cosa ne pensa Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Vabbè, intanto il problema degli anziani, vabbè, che adesso, perché una volta non c'era, una volta gli anziani li teneva in casa, adesso morali gli anziani per le case del riposo o dargli una badante, è una vigliaccheria, perché i fiori o i parenti che hanno da tenersi in casa, perché i vecchi che hanno fatto tanto per i fiori, adesso i fiori c'è per i vecchi, i vecchi, pensione anziana, c'è peso di cani, perché un can mai se lo tiene in casa, non lo porti in canili, va bene? E adesso lo metti in ricovero, ed è sbagliatissimo, perché il pilastro della famiglia è una persona anziana, non perché è anziano non serve più, tanto c'è un posto di sapienza, di esperienza, e dopo non è giusto che un uomo che abbia tirato una famiglia di 7-8 fiori va per l'ingordigia di fiori e vada a finire in ricovero, perché con 8-7 fiori un poco per uomo, curarlo a casa vostra, gli trovi un posto, come che sempre sta, è il mondo è sempre davanti, è il Veneto, va bene, perché il patriarcato di una volta, è il vecchio che come andava, non lo buttava via, lo teneva
io curava, adesso è badanti e serve, se dopo vede qualche dunque non aveva nessuno, è venuto per le maniche. Ma un genitore, mio papà, a parte che era giovane, vabbè, ma eravamo sempre tenuto, era sempre a casa con noi altri, anche se era mai. E c'è una vergogna a muovere un genitore. Dovremmo da vergognarsi, perché questo non è badante. Cosa ha avuto che mi interessa è badante? Con 4-5 fiori che ti ha, non c'è buono in danno una volta alla settimana. È ragazzi da grandi, insegna tutto. E purtroppo adesso la gente funziona così. Però si vedrà quando diventa, anche che ci diventiamo tutti. E alla fine Mirella, e ora pensiamo, dopo è giusto che sia queste robe, conosco amiche che è Adriana Zanata che conosco personalmente che ha fatto mestiere. Perché voi è giusto che non ha nessuno, o metterli in ricovero, avremo da vergognarsi, i vecchi avremo da volere bene e portarli all'ultimo giorno della sua vita tranquilli, con i suoi nipoti e la sua famiglia. Purtroppo non si usa più. Cara Mirella, ti saluto, te il tuo ospite, e grazie per quello che fai anche io. Grazie caro Rinaldo. Allora andiamo a vedere proprio video qualità badanti che ci ha mandato Sarcinelli. Andiamo a vedere, poi commentiamo anche quello che abbiamo detto con Sarcinelli. Non tutti gli anziani necessitano dello stesso tipo di cura e sembra banale dirlo, ma non tutti i profili, sia per quanto riguarda l'anziano che per quanto riguarda l'operatore, sono uguali. Massimiliano, ma quali sono le qualità e le competenze che ricercate nel personale, appunto nelle badanti che devono andare ad assistere gli anziani che a voi si rivolgono? Sicuramente delle competenze che sono molto importanti per gli assistenti familiari sono l'empatia, in quanto comunque la persona da assistere deve sentirsi compresa dal proprio assistente familiare, la compassione e la passione per il proprio lavoro e per la propria mansione. Successivamente altre doti che riteniamo siano importanti sono le doti comunicative, in quanto comunque durante la giornata è fondamentale che l'anziano sia supportato e coinvolto nelle varie attività quotidiane, in modo tale che possa comunque rimanere stimolato ed attivo, anche magari attraverso giochi ludici, quindi attività ludiche e di coinvolgimento. Competenze sanitarie, in quanto anche la parte sanitaria è molto importante, la somministrazione dei farmaci, la cura della persona. E per chiudere direi che la gestione domestica, quindi tutto quanto concerne le attività legate alla gestione della casa, come la pulizia, il bucato, la spesa, altre attività che possono essere extra domestiche legate a commissioni varie. Allora, Sarcinelli, prima Rinaldo diceva che l'anziano bisogna tenerlo a casa, bisogna accudirlo, bisogna coccolarlo, però noi vediamo, io ho parlato anche ieri con una mia amica che appunto anche lei ha avuto questo problema con la mamma e ha detto era impossibile tenerla a casa, specialmente di notte, e poi noi dovevamo andare a lavorare come fratelli, proprio non ce la facevamo più, con dolore enorme, ma era impossibile gestirla. Ecco, forse è proprio questo, col ritmo di vita che abbiamo, che non è più quello di una volta, è impossibile gestire determinate situazioni. Questo va detto, e devo anche dire la verità, che se non ci fossero queste strutture, queste persone, queste agenzie, sarebbe veramente drammatico per molte persone. Il problema è che avere la fortuna anche di avere la possibilità di entrare o nelle strutture o di avere queste agenzie. Prego Sarcinelli. Sì, grazie Mirella. Sì, purtroppo io mi trovo d'accordo con quanto diceva il suo ospite. Sì, la società è cambiata e purtroppo un tempo, anni fa, insomma, le famiglie erano comunque famiglie allargate, quindi in casa non c'era necessità di avere dell'assistenza esterna
per i bambini come per le persone anziane. Purtroppo oggi siamo tutti molto più impegnati professionalmente, lavorativamente. Una volta magari lo era solo il padre di famiglia, mentre il resto della famiglia riusciva comunque a rimanere in casa e quindi assistere i bambini e gli anziani. Mentre oggi anche le mogli sono sempre più, le mogli, le mamme, insomma, ecco, e anche le nonne, perché comunque ci sono quotidianamente, insomma, nonne ancora in età lavorativa. Quindi, essendo cambiata la società, purtroppo cambiano anche le modalità di assistenza, insomma. Ecco, giustamente un tempo, avendo un sacco di parenti, ecco, di nipoti, eccetera, nelle case, l'assistenza era diretta, mentre oggi, come dicevo poco fa, in questo caso non è più possibile, quindi per forza di cose le famiglie si devono attrezzare. E è anche vero che ci sono dei casi in cui è possibile l'assistenza da parte di un parente. Certo, c'è da tenere in considerazione e da monitorare sempre lo stato delle patologie, lo stato sanitario del proprio caro. Faccio un esempio: abbiamo diversi pazienti affetti da morbo di Alzheimer, quindi in questo caso se si tratta di un livello diciamo abbastanza contenuto, ecco, l'assistenza è possibile. Se inizia ad essere uno stato abbastanza grave, quindi un livello diciamo eccessivo, ecco, un livello superiore dello stato della malattia, allora in questo caso purtroppo l'assistenza domiciliare anche da persone, insomma, preparate come un operatore sociosanitario, purtroppo non è più possibile all'interno delle mura domestiche, quindi si rende per forza necessario l'inserimento in una struttura. Ecco, qui sorge il secondo problema, perché come vediamo anche nei nostri TG locali, nella regione Veneto, insomma, sono sempre più limitati i posti all'interno delle strutture, fermo restando che anche laddove vi fosse la possibilità di essere accettati all'interno di una struttura, purtroppo bisogna fare i conti con quelle che sono le tariffe. Sappiamo che ad oggi le tariffe minime per l'accesso in struttura sono di circa 90 euro al giorno, oltre alla quale possono esservi ulteriori esborsi da parte delle famiglie per attività diciamo parallele di gestione del proprio caro, sempre all'interno della RSA. Quindi molto spesso la struttura arriva a costare 3.000-3.500 euro al mese e va da sé che sia un costo non accessibile per tutti, ecco. Quindi è sempre consigliabile, a mio avviso, riuscire laddove possibile a gestire il proprio caro all'interno delle mura domestiche, quindi facendolo rimanere a casa, che è il suo ambiente naturale, dove comunque si sente coccolato, si sente seguito anche da una buona o un buon assistente domiciliare. Allora andiamo a vedere anche un altro video, andiamo a vedere il video futuro e poi lo commentiamo. Andiamo a sentire. Sapere che l'Italia è il secondo paese più vecchio al mondo. Ad oggi sono 3 milioni in più gli anziani rispetto al 2022 e si stima che gli ultra ottantenni raggiungeranno quota 8 milioni nel 2050. Considerando i dati, come vedi il futuro nel vostro settore? È una grande opportunità per crescere e migliorare i nostri servizi. La crescente domanda di assistenza domiciliare offre a noi operatori del settore grosse opportunità per continuare a migliorare e per somministrare dei servizi sempre di maggior valore per le famiglie dei nostri assistiti. Allora
Allora Massimiliano, siamo arrivati alla fine del nostro percorso, direi che possiamo andare un po' a tirarne le fila. Ovviamente lo facciamo sempre guardando al futuro. Quali sono le sfide nel settore dell'assistenza domiciliare e come la vostra agenzia è pronta ad affrontarle? Un dato di fatto è l'invecchiamento della popolazione. Questo implica una crescente domanda di servizi di assistenza domiciliare. Basti pensare che nel 2002 la popolazione over 65 era di circa 5 punti percentuali in meno rispetto al 2022. Nel 2022 abbiamo avuto un 23,8% circa di popolazione over 65 e si stima che nei prossimi 20 anni addirittura arrivi ad un 34% del totale della popolazione. Quindi è molto importante per gli operatori di servizio continuare ad erogare servizi sempre di maggior valore alle famiglie dei nostri assistiti. Quello che mi preoccupa non sono i diversamente giovani, loro mi preoccupano perché li vedo molto fragili. Quello che mi preoccupa è il futuro di queste persone se lasciamo anche che questi ragazzini, questi bambini, perché stiamo parlando, come ho detto all'inizio della trasmissione, di 12enni, 15enni, 16enni, sono pochi ma ne fanno di tutti i colori e mettono in pericolo anche queste figure. Come vi dico tante volte al mattino, ricevo le telefonate di persone che non hanno coraggio di uscire dopo le ore 17, oppure di persone che spalancano nel vero senso le porte, queste fragilità, perché vogliono parlare con qualcuno e il nemico è dietro l'angolo. Allora ringrazio veramente tanto il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, che si è collegato con noi, perché io questa mattina volevo parlare proprio di questo. Ecco, queste fragilità in mano ad altre fragilità, ma non ne veniamo fuori. Ma cosa sta succedendo? È possibile, dottor Casteller, che non riusciamo a fermare questi ragazzini, queste ragazzine anche, che sono pochi rispetto a quelli bravi, però fanno veramente un rumore incredibile, fanno degli atti sconvolgenti, con dei percorsi educativi che non so se siano proprio all'altezza della loro rieducazione. Cosa ne dice, dottor Castellare? Grazie veramente di essersi collegato con noi. Grazie dell'invito, grazie Mirella. Allora, io penso che ci siano due grandi temi oggi che stiamo affrontando. Li stiamo affrontando soprattutto in un territorio nel quale non eravamo abituati a avere fenomeni come questo. Il primo, siamo minacciati. La minaccia non viene da fuori, Mirella, viene da dentro, viene dalle relazioni più importanti, le primarie, quelle tra i giovani e gli anziani. Il secondo elemento è il rispetto. Il rispetto prevede una sorta di riconoscimento delle regole. Il tema delle regole è saltato. Oggi non abbiamo più regole, non vengono assorbite né nella famiglia né nella società. Quindi ci si sente liberi di poter agire autonomamente senza alcun vincolo. E quindi l'anziano diventa un peso. Tante volte lo è anche nelle famiglie, perché l'anziano va in qualche modo seguito. Può essere una grande risorsa, ma invecchiando probabilmente qualche problema di salute si crea. Nel contempo succede che questi giovani non riconoscono più nella memoria dei propri avi un valore aggiunto. Perché? Ma il tema è sempre quello, Mirella, è la rete toglie memoria, la rete sdoppia rispetto alla realtà, la rete li allontana, sono convinti che il mondo reale sia quello, non sia quello che noi viviamo tutti i giorni. A quel punto il salto verso l'aggressività è breve, questo sta succedendo, Mirella. Dottor Casteller, però in qualche modo bisogna fermarli, bisogna fargli capire che il registro gira in un'altra maniera, che le regole e i valori sono fondamentali per una crescita sana. Io sono dell'idea, lei lo sa come la penso e lo sanno anche a casa, che io non penso che certi atteggiamenti si possano rieducare con la borsa della spesa al banco solidale o accompagnare l'anziano. Ecco, penso che per certi gesti ci voglia qualcos'altro e io lo punto e punto ancora adesso sullo sport. Al mattino a scuola, al pomeriggio minimo 2 ore di sport, ma quello tosto, quello che ti fa sudare, quello che ti fa rispettare le regole, che ti dà degli orari. Cosa ne pensa, dottor Casteller? Io penso che lo sport sia un luogo all'interno del quale, se non c'è rispetto delle regole, non può esserci gioco. È un po' come la vita, il rispetto delle regole è fondamentale.
Quindi per me la sinergia tra scuola e sport è un elemento importante per far crescere una società che non sia patologica come quella che noi vediamo oggi. Aggiungerei un altro aspetto, se mi permette, in qualche modo, se mi permetti Mirella, che è questo: questi giovani dovrebbero in qualche modo essere riportati al bagno di realtà da parte delle famiglie, non solo della società. Si educa togliendo, non dando. Noi non possiamo pensare di educare alle regole continuando a alimentare il narcisismo di questi giovani, che spesso, attenzione, è interpretazione del narcisismo degli adulti. Ho detto più volte in trasmissione che abbiamo cinquantenni che vivono come i ventenni o come i quindicenni. Dopo non si può pretendere che queste figure edonistiche verso se stesse possano in qualche modo dare regole ai figli. Perché? Perché quando tu hai un genitore fratello e la fratellanza genitoriale è quella che è cresciuta, nel momento in cui cerchi regole e punti di riferimento non li troverai mai nel tuo genitore, le cercherai nella società e spesso nelle devianze. Le devianze dove si inseriscono nella personalità umana, Mirella? Nel vuoto. Nessun soggetto pieno in termini di senso, di contenuti, di valori, di principi sviluppa devianza. È sempre il vuoto dentro la persona che viene riempito dalle devianze. Però, dottor Casteller, la mia domanda è anche questa: ma se la famiglia non c'è, la scuola può fare quello che può fare, anche perché sono stati messi questi docenti con le spalle al muro. Ecco, come si può intervenire? Perché qualcuno dovrà pur fermare questo ragazzino, perché se non li fermiamo a 10, 12, 15 anni, dopo è un po' tardi per fermarli. E come ripeto, poi la strada, se è quella in discesa, è molto pericolosa. Prego. Io penso che il fenomeno sia talmente complesso che va preso almeno da 3 punti. Il primo, educativo. L'educazione non è la formazione. Noi non abbiamo bisogno del 5, 6 o 7 a scuola. Noi abbiamo bisogno di educare uomini, educare persone, educare donne. Noi abbiamo bisogno di educare la società umana, la prima cosa. La seconda cosa, purtroppo devo dire, il controllo delle regole prevede, non dico repressione, ma rispetto almeno. Avevamo in Italia 6.000 caserme dei carabinieri, adesso ne abbiamo 2.400. Non presidiamo più il territorio, non è dovuto all'Arma che fa un eccellente lavoro, ne ho fatto parte ai suoi tempi, ma il tema è che non c'è più il presidio di questo territorio, il territorio è lasciato andare. E poi il terzo elemento, a mio avviso, è il presidio clinico. Per fortuna l'ULSS, direi l'ULSS 2 in modo eccellente, ha messo in piedi dei sistemi di monitoraggio di quello che è il disagio giovanile. Ci sono una serie di incontri, tra l'altro, che si promuoveranno nel territorio sul tema rapporto tra nonni e nipoti, perché poi il rapporto tra nonni e nipoti è un rapporto fondamentale per la specie umana. Noi non possiamo pensare di vivere la contemporaneità dei giovani in assenza della memoria. La memoria è fondamentale. Se noi togliamo all'essere umano la memoria, togliamo la storia dell'essere umano. Non serve, la vita diventa quasi superficiale e inutile. Questo è quello. Io penso siano questi i 3 elementi. Controllo del territorio anche di carattere repressivo, l'educazione a tutti i livelli. Non ci interessa tanto la formazione, perché tanto la formazione non formi un adulto nella formazione. Lo devi educare questo adulto togliendo e non dando. E il terzo elemento, il supporto dei servizi clinici. E facciamoci aiutare, Mirella, io lo dico, lo psicologo, psicoterapeuta, non perché faccia parte della categoria, oggi è un elemento fondamentale di aiuto alle famiglie. Le famiglie da sole, pur avendo meno figli, non riescono, perché la società è molto più complessa. Il tema non è il numero dei figli, il tema è che la società è molto più complessa rispetto al passato. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, Baby Gang, rapina a Treviso. Andiamo a sentire. Un incontro per vendere un borsello si trasforma in una rapina con tanto di aggressione a calci e pugni. Vittima un 16enne di origini straniere che lo scorso agosto mette in vendita sui social un borsello per 40 euro. Contattato da un 14enne anche lui di origini straniere, i due si danno appuntamento in via Campagna, a 2 passi dalla chiesa di San Liberale a Treviso. Al momento dell'incontro però il 14enne si presenta in compagnia di un amico italiano di 15 anni. I due, prima di pagare, chiedono di poter indossare il borsello. Il 16enne lo consegna e
ed è quel punto che i due fuggono. La vittima inizia ad inseguirli, riuscendo a raggiungerli. I due amici allora reagiscono, gettano a terra il ragazzo e iniziano a picchiarlo con calci e pugni, abbandonando poi il borsello prima di scappare. Il giovane ferito si reca in pronto soccorso con contusioni multiple e viene dimesso con una prognosi di 7 giorni. Immediatamente scattano le indagini degli agenti della squadra mobile della questura di Treviso, che riescono a identificare in poco tempo uno dei due presunti responsabili. L'attività investigativa prosegue nei mesi successivi per risalire anche all'altro giovanissimo. Entrambi vengono denunciati per tentata rapina aggravata. A San Liberale la presenza di gruppi di ragazzini che si rendono protagonisti di piccoli furti o atti di vandalismo è ben nota. Negli ultimi tempi, a finire vittime di questi episodi, gli operai impegnati nei lavori nel quartiere. Gli spetti ci levano il tappo del serbatoio delle macchine, ci rubano. Adesso abbiamo trovato la scala portata via, tutte quelle piccole cose, lì, piccoli dispettini da ragazzi però. Vi portano via anche il materiale per lavorare? Sì, attrezzi, attrezzatura edile, materiali, gasolio. Noi ci troviamo la mattina senza attrezzature, senza niente. Ma sono giochi che fanno, hanno buttato la sabbia nel sedile del rullo così per giocare, però sono sempre piccole cose. Noi dobbiamo... Però rallentano il vostro lavoro. Sì. Dottor Casteller, qui si fanno di tutto e di più, tanto qual è il problema? A parte se riesco ad avere una romanzina, perché bisogna vedere anche se riesco ad averla, più di tanto cosa possono farmi? E io danneggio veramente il prossimo. Prego, dottor Casteller. Vede Mirella, non so se hai sentito la terminologia che è stata utilizzata nelle interviste da parte di intervistati. Piccoli dispettini di ragazzi, sono giochi. No, non sono piccoli dispettini di ragazzi e non sono giochi, perché è proprietà privata e va rispettata, è un tema di regole. Noi tendiamo a giustificarli, cioè il termine piccoli dispettini e sono semplicemente dei giochi, tende a dire beh, potete permettervi di farlo ancora, non preoccupatevi, poi sistemiamo noi, siamo adulti, sappiamo che comunque voi siete fatti così. Beh, esiste poi un tema di discontinuità, perché quando si arriva alla maggiore età, e oggi tra l'altro i provvedimenti nazionali hanno ridotto le perseguibilità per pene anche inferiori ai 18 anni, quindi anche i 15enni, i 14enni, i 16enni, il tema è la giustizia e la cosa è grave poi, perché si passa dalla sabbia sul seggiolino a dar fuoco una macchina o cose molto peggio. Quindi il tema è le regole, il bianco e nero nella società esiste, il bene e il male deve essere ben determinato, io lo vedo nei miei pazienti. I psicotici spesso non comprendono, alterando la realtà, cosa è il bene e che cos'è il male. Se tu non comprendi il confine oltre il quale formi atti devianti, quindi fai il male, a quel punto se non lo acquisissi nelle prime parti della tua età, cioè entro i 18 anni, non lo acquisirai più. Non possiamo pensare di educare a 19-20 anni. O noi li prendiamo in fase preadolescenziale o adolescenziale, o poi comunque i costrutti primari della loro mente sono formati, Mirella. Non li recuperiamo più. Che cosa prevedo io in futuro? Non sono catastrofico, sono reale, non me ne volere, Mirella. Però tutti questi giovani diventeranno adulti aggressivi. Noi ci troveremo quarantenni e trentenni con sviluppi di aggressioni, di reati che sono inimmaginabili in questo territorio in passato. Basta parlare con i penalisti nel territorio, basta chiedere a loro quanto sono aumentati i reati nell'ultimo anno e mezzo e 2 anni. Sono dati oggettivi, immaginiamo da qui i prossimi 5 anni. E a questo punto andiamo in pubblicità. Qualcuno, una persona che se ne prenda cura, non rappresenta una decisione semplice. Tanti sono i fattori che possono influenzare la scelta e diverse sono le difficoltà che si possono incontrare. L'obiettivo primario è sempre la sicurezza dell'anziano e la serenità delle famiglie.
Ma quali sono le principali sfide che un anziano affronta quando cerca assistenza a domicilio? Le principali sfide per un anziano sono i costi elevati, in quanto un servizio di assistenza domiciliare può arrivare ad avere dei costi molto elevati, soprattutto se si ha la necessità di un inserimento a tempo pieno o comunque con un servizio di qualità. E la scelta del fornitore, perché sul mercato ci sono diversi player, ma non tutti sono idonei a garantire un servizio di massima sicurezza e qualità. Successivamente altre sfide alle quali un anziano comunque si trova a dover fronteggiare sono la sicurezza e la privacy, perché nel momento in cui viene inserita una persona nel proprio contesto familiare, ovviamente ci sono dei dati sensibili e comunque una certa sicurezza che può essere messa a rischio da una persona esterna, e quindi come agenzia ci preoccupiamo di comunque garantire che tutto ciò avvenga nelle modalità più opportune. Un altro argomento che è molto importante per gli anziani sono l'abuso e lo sfruttamento, perché purtroppo alle volte capita che alcuni anziani siano vittima di situazioni spiacevoli avvenute all'interno delle mura delle proprie case. Quindi come agenzia ci preoccupiamo di garantire che il personale assunto sia etico e non modo approfitti delle persone di una certa età. Allora, dottor Sarcinelli, come commentiamo queste fragilità? Abbiamo sentito questi ragazzini, poi qualcuno fa anche un percorso rieducativo anche nelle strutture, nelle RSA. Prego, Sarcinelli. Ma io in questo caso non vorrei sovrappormi a quanto specificava il dottore in precedenza. Io posso eventualmente parlare da genitore per quanto riguarda i bambini, perché poi come famiglia abbiamo il compito di educare i nostri figli e siamo i primi educatori. Va da sé che poi, oltre alla famiglia, vi sia l'ambito scolastico, all'interno del quale comunque gli insegnanti sono un forte esempio per quello che può essere il protrarsi delle attività educative. Certo, dopo il Covid abbiamo assistito ad un incremento importante di quelli che sono stati gli illeciti penali, come giustamente si menzionava poco fa, e purtroppo fa parte di uno strascico relativo a quello che è avvenuto a livello globale, e non possiamo fare altro che prenderne atto e cercare di adottare delle strategie con gli strumenti più idonei ad affrontare la situazione. Sì, però, dottor Sarcinelli, non è che non siamo culturalmente preparati a chiedere aiuto, perché le persone che possono aiutarci ci sono, perché non possiamo dire che non ci sono. Nel mondo del volontariato, ai psicologi, psicoterapeuti. Però questa famiglia, come diceva giustamente il dottor Casteller, che condivido, fa fatica a chiedere aiuto a persone invece che potrebbero dare veramente un senso diverso e un valore diverso anche alla loro esistenza. Eppure non si chiede. Perché? Perché è un gioco, perché ma sì, è giovane, ma è una bravata, perché lo dicono le forze dell'ordine, ma è permesso un po' tutto, basta non chiedere aiuto. Cosa dice il dottor Casteller? Culturalmente non ci siamo proprio, No, io direi proprio di no, e c'è un grosso limite. Poi diciamo che la cultura veneta non chiede mai aiuto. Consideriamo le crisi aziendali, i centinaia di suicidi che ci sono stati in questa terra perché hanno affrontato da soli all'interno delle loro famiglie la crisi economica del 2008 e 2009, e in quel periodo non abbiamo chiesto aiuto, non abbiamo mai chiesto aiuto. Ecco, bisogna scardinare questi concetti, non ce la facciamo da soli, dobbiamo comprendere che non è un disonore chiedere aiuto a degli specialisti. Non è possibile pensare di affrontare la complessità della società contemporanea solo e esclusivamente con la forza di un padre e di una madre all'interno della famiglia. Non è più così, non è più possibile. Dottor Casteller, però bisogna anche dire che bisogna avere anche una situazione economica che ti permette anche di chiedere aiuto, perché gira anche così, perché questa è anche la realtà.
perché si investe poco nella famiglia, a mio avviso, anche a livello regionale, poi ne parlerò anche con un altro ospite. Eppure è anni veramente che si chiedono questi aiuti alle famiglie, ma abbiamo fatto quasi niente di passi in avanti se ci troviamo in questa situazione. Prego, dottor Castellari. Allora, noi abbiamo oggi anche un bonus psicologico adesso a disposizione, però guardi che non c'è una correlazione tra la disponibilità economica della famiglia e la richiesta di aiuto. Paradossalmente, le famiglie che hanno maggior disponibilità economica sono quelle che hanno maggiori problematiche di carattere sociale, soprattutto nei figli all'interno di quelle famiglie, ma non chiedono aiuto perché si rifugiano su una sorta di arroganza, di consapevolezza che far da soli si riesce comunque a superare queste immense difficoltà che la vita ci mette davanti. Quindi in realtà quello che c'è, il tema è sfondare il muro del stereotipo, dell'ideologia. Questo è quello che sta succedendo. Vogliamo aiutarli questi ragazzi o vogliamo lasciare con l'utopia che riusciranno a farcela da soli? Io sono convinto che da soli questi ragazzi non ce la faranno, e se ce la faranno sviluppando che cosa? Forme di devianza. Esiste comunque fortunatamente una gran parte della società di giovani che è molto positiva, e questo è trainante per coloro che poi vogliono sviluppare situazioni di disagio gravi. Però non possiamo pensare di farcela da soli. Andate dallo psicologo, andateci. Non succede nulla, noi non curiamo i pazzi sono altri. Dobbiamo capire che lo psicologo psicoterapeuta, come è in tutte le altre parti del mondo, è un percorso che accompagna. In passato c'era la presenza della Chiesa radicata nel territorio, anche quell'istituzione si è ridimensionata fortemente, quindi dobbiamo trovare i luoghi di aggregazione e di aiuto. Eppure, nonostante questo, adesso mandiamo anche un messaggio positivo, ci sono anche dei bravi ragazzi. Andiamo a vedere questo ragazzo, questo studente eroe a Montebelluna, e poi lo commentiamo. Io sono stato nella sua classe proprio 10 minuti fa e gli ho appunto comunicato che anche il sindaco di Montebelluna lo vuole in qualche modo riconoscere il suo gesto. Così davanti ai ragazzi appunto ho manifestato l'ammirazione un po' mia e anche della docente che ha avuto la fortuna di averlo come aiutante in questa vicenda, come supporto. E lui è un ragazzo tranquillo, silenzioso, non mi ha detto nulla, con molta umiltà, ma in quel momento ero lì e l'ho fatto, ma mi è venuto assolutamente spontaneo. Continua a dirlo a tutti, mi sono sentito in dovere di farlo, quasi come se inseguire uno scippatore e affrontarlo fosse cosa di ogni giorno. Un gesto in aiuto alla professoressa derubata che lunedì mattina nell'aula magna della sua scuola, l'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, gli porterà un encomio ufficiale alla presenza del sindaco Adalberto Bordin e di tutte le classi. Lo scippo era venuto in centro qualche giorno fa. La prof derubata della borsa da un giovane con diversi precedenti penali. Il 16enne si trovava lì per caso, lo ha rincorso e accerchiato, costringendolo a farsi restituire almeno i documenti prima che il malvivente fuggisse. Impossibile per la docente rimanere indifferente, così come il preside che oggi ha parlato agli studenti. Ci ha riempito un po' di orgoglio, visto che solitamente le notizie che arrivano dal mondo dei ragazzi, della scuola, sono notizie che riguardano fenomeni di bullismo oppure furti nelle classi, eccetera. Invece questo mi sembrava veramente un momento molto particolare, molto importante per agire sul senso civico dei ragazzi, quindi dare una dimostrazione di quello che in realtà sono anche i nostri ragazzi, che non sono i bulli, quelli sono una minoranza. La maggior parte dei nostri ragazzi sono ragazzi impegnati che vivono il loro territorio. Una luce diversa sulla narrazione odierna dei ragazzi. Non che bullismo e violenza manchino, siano falsità, ma da dirigente scolastico il preside sa che le difficoltà di oggi sono molto profonde. Sono ragazzi fragili e lo notiamo perché vediamo gli abbandoni, vediamo il problema della dispersione scolastica c'è ed è molto peggiorata. Vediamo anche fragilità da parte delle famiglie che non riescono a gestire queste situazioni. Per cui se andiamo a cercare invece, come in questo caso che è stato del tutto involontaria la situazione, sono ragazzi che hanno molto da dire, che ci tengono al loro territorio, ci tengono alla legalità, come abbiamo visto, e cercano di opporsi come possono a quello che succede.
Bellissimo questo servizio, nel senso che fa capire che abbiamo anche una realtà di bravi giovani. Allora, dottor Casteller, come ci saluta? Se vuole commentare quello che abbiamo visto, perché mi sembra che questo sia positivo. Ecco, ci sono ancora questi ragazzi, ce ne sono tanti, ricordatelo. Prego, dottor Casteller. Abbiamo dei modelli, fortunatamente abbiamo dei modelli positivi in questa società e questi ragazzi ne sono l'esempio. Io la saluto in questo modo, ti saluto Mirella, ricordando il termine che ha usato questo ragazzo, mi sono sentito in dovere di farlo. Ecco, il dovere, quel termine, quella parola che questo ragazzo ha sentito dal profondo della sua coscienza è l'elemento, è il vaccino, è l'anticorpo verso l'aggressione, verso il non rispetto, verso il non equilibrio. Ecco, questo dovere. E dove è respirato questo dovere? Probabilmente i genitori di quel ragazzo hanno fatto un ottimo lavoro fin dai fondamentali, dando il senso del bene, il senso del rispetto, il rispetto dei valori, il dovere. Ecco, io direi, ricordiamoci, il dovere di farlo viene dalla coscienza e questo ragazzo l'ha dimostrato. Magari devono crescere sempre di più e esaltarli questi modelli, perché magari abbiamo quel processo imitativo positivo e non negativo che siamo abituati a vedere. Grazie al dottor Mirko Casteller che è stato con noi questa mattina, perché ci tenevo tanto a fare questo percorso, perché dobbiamo parlarne, non lasciar passare le cose, dobbiamo parlarne e culturalmente dobbiamo farci aiutare, perché non lo facciamo. Ecco, sono pochi i casi, ma questi casi vanno aiutati, vanno supportati e le famiglie devono chiedere aiuto alle persone che fanno questo lavoro. Grazie veramente al dottor Casteller di essere stato con noi. Grazie adesso andiamo a vedere invece i consigli che dà il Massimiliano Sarcinelli con la sua agenzia. Andiamo a sentire. Dei servizi offerti dal web, HRK cerca di seguire il cliente one to one grazie a un'elevata capacità di ascolto con servizi personalizzati, mirati e curati. Ma quali sono i consigli che vi sentite di dare allora alle famiglie che cercano assistenza per i propri cari? Ci sentiamo di consigliare e valutare con estrema attenzione quelle che sono le esigenze del proprio caro, successivamente di rivolgersi ai professionisti della selezione e a servizi locali. I professionisti della selezione sono le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro. Rivolgersi a una struttura di questo tipo significa essere al corrente di tutto il processo di assunzione e quindi di retribuzione e di contribuzione, in quanto la famiglia è il datore di lavoro dell'assistente domiciliare. Poi è molto importante anche coinvolgere il nostro caro nel processo decisionale, perché comunque l'assistente domiciliare trascorrerà moltissimo tempo con i propri assistiti e conseguentemente è fondamentale che il nostro caro possa intervenire nel processo decisionale. Allora, dottor Sarcinelli, come ci saluta dopo aver visto questi importanti video per far capire l'importanza di aiutare le fragilità anche tramite la vostra competenza? Prego, dottor Sarcinelli. Sì, io devo confermare perché nell'ambito delle nostre attività abbiamo a che fare quotidianamente con i professionisti e purtroppo emerge ed è emerso ecco, che fra le problematiche legate alle quotidianità, quella dei giovani sia senz'altro una priorità. Ecco, non dobbiamo a questo proposito dimenticare di quelle che sono le assistenze domiciliari dei nostri anziani, perché comunque il giovane, è vero, è molto importante aiutarlo nel processo di crescita, ma nel momento in cui abbiamo a che fare con anziani, con patologie e situazioni sanitarie complesse, va da sé che meritino tutta l'assistenza che deve essere dedicata a loro.
Grazie a Massimiliano Sarcinelli, titolare HRK, Agenzia per il Lavoro Badanti. Grazie di essere stato con noi, per averci anche fatto capire l'importanza anche di farsi aiutare per aiutare le fragilità da persone competenti. Poi chissà che qualcuno investa nella famiglia anche economicamente, che così forse andremo meglio. Grazie, dottor Sarcinelli. Pubblicità. Cominceremo l'iter di modifica del regolamento di polizia locale e poi faremo ufficialmente richiesta di poter entrare nella sperimentazione, quindi in quelle città che potranno sperimentare questo strumento. Casugana è pronta ad avviare l'iter per l'inserimento del taser tra le dotazioni degli agenti di polizia locale. Il comune di Treviso va ad aggiungersi ad altre realtà venete che hanno preso in considerazione l'opportunità di fornire al proprio personale il dispositivo ad impulsi elettrici. A Jesolo, ad esempio, la sperimentazione è iniziata da qualche giorno. A Verona il Consiglio Comunale aveva approvato la modifica in tal senso del regolamento già nel 2019. È un ulteriore strumento messo a disposizione per le polizie locali, soprattutto a tutela dei nostri organici, quindi di tutte quelle donne e quegli uomini che garantiscono la sicurezza per i nostri cittadini svolgendo un servizio importante. Ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento e 6 mesi di sperimentazione, ma nessun allarme sicurezza in città dietro al provvedimento. Ci tengo anche ad evidenziare come fino ad oggi in realtà non avremmo mai utilizzato questo strumento, però è altrettanto vero che tutto ciò che posso mettere a disposizione del comando della polizia locale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, ma anche dei nostri agenti di polizia locale, io ovviamente faccio richiesta, lo chiedo e spero anche venga dato in dotazione a tutti i nostri agenti. Allora saluto e ringrazio Jonathan Montanariello, consigliere regionale, vice capogruppo Partito Democratico in Regione, di essere con noi. Grazie veramente Montanariello di essere qui. Saluto anche Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo. Grazie anche a lei, dottor Zabotti, di essere qui. Chissà cosa direbbe Beato Toniolo, ecco, che ci sente, cosa sta dicendo di questa sicurezza che in qualche maniera sia da centrodestra che centrosinistra i sindaci hanno piacere di mettere in sicurezza il loro territorio. Ecco, vorrei capire cosa ne pensa Jonathan Montanariello, se c'è veramente tutto questo problema, questa paura del diverso, soprattutto che io devo dire la verità e lo dico quasi tutte le mattine, non sento e non vedo nella mia città, lo dico tranquillamente, anche se so che qualcuno dirà che non è vero, forse perché giro, forse perché non ho paura di uscire, forse perché mi confronto anche molto con le persone e questo mi fa capire che veramente nella mia città sono al sicuro. So che devo stare attenta, so che devo avere le antenne sempre alte, però questo non mi impedisce di sentirmi sicura. Prego Montanariello. Ma intanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti e grazie a te per avermi invitato. Ma io credo che molto spesso è ineludibile il fatto che possiamo considerare con molta serenità che il tema della paura del diverso molto spesso viene strumentalizzato anche per questioni politiche, insomma, credo sia una cosa che non può negare nessuno. Molto spesso di fronte a delle risposte concrete che vanno date all'interno di una comunità o molto più spesso anche a carattere nazionale, i sindaci hanno dopo delle dinamiche a sé, insomma amministrare un territorio non è mai facile e il colore politico poco ti salva se non hai delle competenze, quindi questo va messo all'inizio del ragionamento, però è evidente che molto spesso la paura del diverso ha caratterizzato anche dibattiti politici per dopo raggiungere dei fini elettorali. Adesso sicuramente ci sono dei temi difficilissimi, spinosi, non facili da risolvere per nessun colore politico che si trovi a governare l'Italia, però è un dato di fatto che ad esempio gran parte della campagna elettorale della destra, basta vedere i manifesti, andare su Google, recuperare le foto, non è stata fatta su delle proposte politiche, a parte quelle poche che hanno fatto disattese, ma è stata fatta
nella paura del diverso, nell'invasione, nello sbarco, quindi nell'identità che si viene a perdere. Addirittura siamo tornati a parlare di sostituzioni etniche. Io credo che bisogna avere paura di chi non si comporta bene, punto. Molto spesso noi vediamo dei problemi all'interno delle città e questi problemi sono dati da persone che non si comportano bene. Guardate, questa mattina vengo adesso da un incontro che ho avuto con un cittadino, trovo una sbarra di un parcheggio rotto, e un parcheggio nuovo appena fatto, parlo col gestore, mi dice sì, Tizio e Caio l'altro giorno è venuto, non gli passava il bigliettino, questo è sceso dalla macchina, ha spaccato la sbarra, l'ha divelta e l'ha girata. Non è una persona che viene da un altro paese, ma è un mio concittadino. Quindi bisogna avere paura di quei deficienti che si comportano male in giro. Punto, basta, che possano essere bianchi, rossi o verdi, finito. Sono perfettamente d'accordo, Montanieriello. Sentiamo cosa ne pensa anche Marco Zabotti. Ecco, anche Gesù Cristo era visto diverso anche dai romani, eppure parlava di pace, di sicuro non rompeva, ma portava la pace. Però questa pace che anche oggi non vediamo, non si vuole la pace, si vuole la guerra. Io ho aperto questa trasmissione proprio con queste parole e tutti i giorni noi dobbiamo fare una guerra quando usciamo di casa, perché come dice Montanieriello troviamo sempre il deficiente di turno, ne basta uno, non è che dobbiamo trovarne chissà quanti, ma di sicuro lo troviamo. Prego Zabotti. Buongiorno, intanto buongiorno Mirella, ancora grazie per l'invito, un saluto anche al consigliere regionale. Siamo nell'8ª di Pasqua, quindi siamo in una settimana che dovrebbe indurre sicuramente a sentimenti quantomeno di una migliore attitudine, ecco, rispetto al prossimo, di una migliore considerazione, di un senso anche di rinascita. Parlo di comportamenti buoni, onesti, positivi nei confronti delle altre persone, perché il tema di fondo è proprio questo, cioè ci induce a questo. Al di là della dimensione religiosa, io credo che oggi, ponendo questo tema, guardiamo alla questione sicurezza, legalità, come a uno dei temi, non c'è niente da fare, non si possono evitare. È uno dei temi decisivi in qualche modo, anche dal punto di vista di un assetto, di una coesione sociale che dia garanzia a tutti di diritti e di doveri e di una tranquillità, ecco, di una serenità nell'approccio alla vita comunitaria. E allora io credo che bisogna armarsi personalmente sicuramente di una migliore attitudine rispetto alla dimensione complessiva, cioè come a dire non partire prevenuti, avere questo senso di disponibilità, cercare di capire le ragioni degli altri, però in una chiave più larga, quindi in una prospettiva più... la questione di chi si comporta male, la questione di chi non rispetta le regole, la questione di chi, e qua non parliamo di persone provenienti da fuori o persone autoctone, parliamo in generale di comportamenti di cittadini che magari non hanno niente a che spartire con un senso giusto, positivo, accogliente e accettabile, insomma, no? Dello stare insieme dentro una comunità. E ora su questo c'è il tema, da un lato, della repressione, in qualche modo, usiamo questo termine, cioè fare in modo che questi comportamenti che sono negativi, che sono distruttivi di un senso di comunità e di un senso di socialità, non vengano ripetuti, perché mettono a repentaglio, guarda caso, la vita delle persone per bene, no? Da un lato. Dall'altro lato bisogna fare in modo che tutto questo sia prevenzione. E allora so che Mirella insiste molto, io sono perfettamente d'accordo, il tema di fondo sono le giovani generazioni e l'educazione a partire dalle aule scolastiche, cioè come a dire, a partire ovviamente dalla famiglia, è il primo soggetto educativo, ma anche nelle dimensioni di comunità, gli soggetti attivi, le famose agenzie educative, sul tema della giusta considerazione delle altre persone, del senso di comunità, del rispetto delle regole, dei comportamenti che non siano lesivi di se stessi e degli altri. Qui c'è un campo apertissimo ed è quello appunto della prevenzione e soprattutto quello, direi, dell'educazione, della formazione, della cultura. Questo è il tema di fondo, cioè noi non possiamo vivere in una società che non garantisce, come dire, la sicurezza e la vita tranquilla delle persone. È uno dei presupposti, è il presupposto, se no ne va di mezzo la dimensione, la concezione di una società unita, solidale, coesa, che cerca di promuovere il benessere di tutti e di ciascuno. E allora su questi due binari... quello che dice adesso Zabotti, devo correre perché sapete che l'ora vola,
Però sono tante le domande da fare, anche perché Montanariello è consigliere regionale. Questa regione, qualcuno dice che è piena di soldi, ma vengono dirottati forse in maniera non così trasparente come magari vorremmo, e soprattutto sul sociale. Sul sociale che sta passando un momento difficilissimo. Noi abbiamo questi diversamente giovani con una ricerca di aiuto anche economico incredibile. Abbiamo sentito ieri con Paolino Barbiero che pensioni ci sono, ecco, come fanno a sopravvivere. Poi sentiamo i giovani, i diversamente giovani, ma anche i giovani che hanno problemi di solitudine. Molti incolpano la pandemia. Io non ci credo alla pandemia, non ci avevo mai creduto. È che siamo un territorio chiuso, siamo molto molto chiusi, facciamo fatica ad accettare il diverso, facciamo fatica ad accettare il diversamente agile, come li chiamo io, perché li abbiamo chiamati quei peggio nomi che potevamo chiamarli: mongoloidi, handicappati, storpi, diversamente abili, mai col nome e cognome che hanno, e li abbiamo divisi. Li abbiamo talmente divisi che adesso abbiamo i giovani soli, abbiamo i diversamente giovani soli, le famiglie distrutte, la scuola con le spalle al muro. Ma in regione si può parlare di investire nella famiglia, visto che arrivano una montagna di soldi? Allora RSA non ce ne sono, ecco, le scuole sono a pezzi in quasi tutte le cose, la famiglia non ce la fa più a sopravvivere. Qualcuno oggi è la giornata del Banco Solidale e mi dice che per loro è la fine del mondo ogni giorno, perché non hanno un centesimo. Pensate che abbiamo dovuto dare dei soldi addirittura per fare le carte d'identità per venire al banco, ma vi rendete conto? Prego Montanariello, di cosa si discute in regione in questo periodo, visto che siamo vicini alle elezioni e tutti vogliono stare seduti sulla poltrona e nessuno vuole lasciarla? Che ci sia un attacco nei confronti dei più fragili è un dato oggettivo. Basti pensare che il governo ha eliminato il fondo morosità incolpevoli per gli affitti e il fondo sostegno all'affitto, che sono due strumenti che, ricordiamoci, non sono due strumenti di assistenzialismo, ma sono degli strumenti che vengono dati a una persona che per tutta la sua vita ha lavorato, si è comportato bene, magari improvvisamente si trova in una delle delocalizzazioni di un'azienda che viene trasferita dall'altra parte e magari non riesce più a pagare l'affitto perché magari lavorava con un interinale, con una cooperativa, e non ha gli ammortizzatori sociali. Quindi questo è il termometro di come c'è un attacco già dai livelli istituzionali più alti alle fasce più deboli, no? Diamo i soldi alle squadre di calcio di Serie A, se vogliamo usare un eufemismo, diamo i soldi per fare la pista da bob e dopo tagliamo il fondo morosità incolpevoli, che non è, ripeto, una forma di assistenzialismo a pioggia, ma è una forma mirata delle persone per bene che si trovano in un momento della loro vita in difficoltà. A livello regionale noi, guardi, abbiamo appena fatto la settimana scorsa, approvato in aula la nuova legge sugli ATS, che sembra così un nome, legge sugli ATS, ma è il futuro del nostro sociale. Cioè tutta l'esclusività che c'era nella nostra regione, dove c'era la doppia S, sociale e sanitario, all'interno dell'impiantologia diciamo di assistenza alla persona, di cura e salute, con questa nuova legge viene dato tutto in carico a questi ATS, ovvero viene scaricato sui comuni. Se voi pensate che ci sono comuni che hanno bacini di utenza tipo Padova di 450 a 500 mila utenti circa, fino a finire a quelli dell'area sud della provincia di Venezia con 65.000 utenze, se voi pensate la regione ha stanziato 80.000 euro per mantenere, per sostenere l'impianto di questi ambiti. Se voi pensate 80.000 euro non è neanche lo stipendio che prende un dirigente se dovesse essere chiamato a fare quelli che sono attualmente i direttori dei servizi sociali presso le ASL. Montanariello, la fermo un secondo perché abbiamo Lia da Montebelluna, poi riprenderemo se non mi cade la linea. Prego Lia, ecco, è caduta la linea, mi dispiace. Vediamo se riprendiamo Lia per cortesia dalla regia. Prego Montanariello. Grazie. Altro elemento, noi è anni che non finanziamo la legge 16 del 2006, che è la legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche di chi in qualche modo si deve fare dei lavori all'interno della propria casa perché ha dei problemi di mobilità o si trova in alcune categorie purtroppo dove in casa l'accessibilità è limitata.
e questa legge era anni che non veniva finanziata, avevamo ancora le domande ferme da 3-4 anni fa e l'abbiamo finanziata sto anno con 400.000 euro, dando 700 euro al massimo a chi ha fatto queste domande, riuscendo a recuperare la tranche dei 28 milioni di euro della Pedemontana che è slittato il contratto dal 2023 al 2024. Io la chiudo dicendo che la legge nazionale prevede che i bacini dei consultori siano di 20.000 pazienti, invece noi li abbiamo in Veneto con delibera regionale di 40-50.000 pazienti, eliminando il golden standard previsto nella legge. Adesso potremmo continuare fin domani. Tutti questi elementi ci dicono che noi viviamo in una regione bellissima, eccellente, all'avanguardia, piena di tante cose fantastiche, però è una regione che, dobbiamo dirci la verità, è una regione, no, Zaia dice sempre Veneto eccellente, è un Veneto eccellente per chi sta bene, però ricordiamoci che nel Veneto non c'è solo chi sta bene, ma gli ultimi diventano sempre di più, il divario di povertà, la forbice aumenta sempre di più e ricordiamoci sempre, Mirella, che in mezzo agli ultimi non ci sono solo quelli che noi consideriamo i poveri, ci sono anche imprenditori, imprese, piccole e medie imprese che si trovano a fronteggiare in questo momento di crisi un mercato pungente, tagliente, spietato e dove molto spesso noi non diamo gli strumenti per poter far sì che si superi questa crisi, che queste aziende rimangono in piedi, che la piccola e media impresa in difficoltà riesce a reagire all'onda d'urto prima del caro energia, prima ancora della pandemia, dopo dell'aumento caro materiali. E quindi quando parliamo di ultimi ci sono anche gli imprenditori sì, certo. ultimi, Abbiamo Lia ci in sono linea. anche Vai, i commercianti Lia. ultimi. Lia? Buongiorno Mirella. Prego, scusa Lia, ma non riuscivo a passartela, prego. No, non importa. Senta, io sono una casalinga, ho quasi 80 anni. Siccome prima parlavate di persone... Prego, Lia. Che persone cioè ho chiesto se per caso qualcuno sapeva, perché faccio fatica a fare i lavori, ho sempre avuto qualcuno per casa, adesso è molto più difficile. E una signora mi ha detto, qua c'è una signora, dice che marocchina, che è brava, che fa le pulizie in banca e la cosa. È venuta da me questa signora e mi ha portato via tutto l'oro. È stata qua 2 mesi, mi portava via da mangiare, mi portava via tutto, mi ha portato via tutto l'oro. Ho fatto la denuncia, ma nessuno, perfino dentro su questo sacchetto dove avevo, c'erano anche le cose, le fedi nuziali, tutto mi ha portato via e quando le ho telefonato perlomeno di portarmi di ritorno mi ha detto mi denunci pure, tutto qua. Allora Lia, hai fatto bene a chiamare, io non a caso invito anche i direttori delle RSA, i responsabili di queste agenzie come stamattina Massimiliano Sarcinelli, perché non potete fare il fai da te o il passaparola su situazioni così delicate, di mettervi un estraneo all'interno della vostra casa per aiutarvi. Io l'ho detto 1000 volte, anche tantissime volte mi chiamano per dire se ho qualcuno. Io non ho mai nessuno, non voglio prendermi questo onere, però siccome ci sono queste agenzie e o anche tramite i servizi sociali, ecco, riuscire a capire che dovete invece appoggiarvi a persone competenti, almeno siete in parte, non dico al 100% perché non esiste, ve lo dico, non esiste, però almeno siete un po' tutelate, non fate il fai da te perché è pericolosissimo. Prego Jonathan Montanadiello, prego. E sul fai da te o sempre sul come sociale? Come vuole, teniamo il discorso di prima e poi andiamo anche sul fai da te. Ma il discorso di prima lo avevo sostanzialmente concluso, cioè quando noi in Veneto parliamo che ci sono gli ultimi, molto spesso sono anche quei giovani imprenditori, quelle attività commerciali che non hanno una solidità dovuta magari alla storicità dell'azienda che gli permette di reggere al momento di crisi, alle spiagge che devono investire perché c'è la Bolkestein e magari ci troviamo che ci sono delle imprese nate giovani che devono fronteggiare intanto il mercato, che vuol dire stare sul mercato, essere attrezzati,
essere concorrenziali, e dopo che si trovano anche a fare questi investimenti in più. Quindi diciamo è evidente che quando si parla di ultimi in Veneto ci sono gli ultimi anche in mezzo a chi noi nel parlare pubblico da bar consideriamo le categorie che storicamente stanno bene o che rappresentano un punto fermo. Molto spesso gli ultimi diventano titolari della piccola e media impresa. Guardate, ci sono imprenditori veneti che si vendono la casa per non avere debiti con i propri dipendenti perché magari qualche fornitore non li ha pagati, o l'azienda per il caro materiale o il caro energia è andata a gambe per aria, o qualche appalto saltato, il pubblico lo paga dopo 2 anni. E quindi voglio dire, il Veneto è una regione che carte alla mano è eccellente per chi sta bene, così come la sanità. Se tu sei un paziente acuto che ti trovano qualcosa di grave, la nostra sanità ti prende in carico e ti salva la vita perché è eccellente. Però se tu devi andarti a fare una mammografia, devi andarti a fare una risonanza, devi andarti a fare un TAC, ci vogliono 2 anni, e purtroppo se stai bene hai aspettato 2 anni. Se invece avevi qualcosa, dopo 6 mesi ti trovano a pronto soccorso, magari in metastasi se è un brutto male, perché non sei riuscito a fare la TAC. Così come se ti serve un dermatologo per vedere cos'è sulla pelle, o un oculista, ormai tu vai solo privatamente. Ma dice, ma abbiamo gli oculisti più bravi, sì, ma li devi pagare, perché se tu non vedi non stai 2 anni e mezzo ad aspettare una visita. Quindi la nostra è una regione eccellente per chi sta bene. Da noi gli ultimi si guardano sempre con più strabismo. Uno studio della Fondazione Nord-Est ha certificato che un giovane su 2 che migra dal Veneto migra a favore della Lombardia e dell'Emilia, perché sono 2 regioni dove ci sono molti più servizi legati al cittadino. E guardate, non è dovuto alla globalizzazione, perché se ci fosse la globalizzazione ci sono giovani che vanno via, ma giovani che arrivano. Invece da noi in Veneto stiamo perdendo un giovane su 2 a vantaggio delle regioni confinanti, e non faccio un ragionamento politico, perché una è governata dalla destra e una è governata dalla sinistra. È una questione di interpretare i servizi al cittadino. Un giovane che si fa una vita va dove ha l'asilo. In Veneto è l'unica regione d'Italia che ha la proporzione inversa 60-40 privato-pubblico, gli altri è pubblico-privato. Va dove si è investito di più sulla sanità territoriale, ha il medico di medicina generale, va dove hai delle infrastrutture, e in Veneto mancano anche le infrastrutture. Facciamo una parte la Treviso Mare e dall'altra facciamo la Pedemontana, dopo pensiamo a fare la strada del Santo, tutte quante a pagamento, tutte quante che se tu vivi in quei territori e il traffico pesante all'interno, perché per evitare il pagamento del pedaggio vanno all'interno dei centri abitati. E provate a pensare, la linea conduttore di tutte queste infrastrutture che le metti insieme qual è? E cosa c'entra con chi vive? E c'entra che se uno si sveglia la mattina e deve fare 2 ore di coda per fare la Romea, e lo stesso lavoro d'autoferrotranviere lo trova a Bologna, che dopo 20 minuti arriva con la metropolitana, va a fare lo stesso lavoro da un'altra parte, punto. Cioè, la gente cerca anche la qualità della vita quotidiana, insomma. Però c'è qualcuno in regione che non sente allora Montanariello, perché questa è diventata un'esigenza, è diventata veramente una priorità. Eppure non vediamo questi risultati, non li vediamo perché, come dice giustamente lei, che condivido, si è pensato molto alle infrastrutture, pensiamo ad esempio agli ospedali di comunità, bellissime strutture ma vuote perché non c'è il personale all'interno e non è che lo possiamo trovare dalla sera alla mattina. Eppure abbiamo una sanità privata che va alla grande. Guardate in pochi tempi che numeri hanno queste convenzioni che anche il pubblico fa col privato, che a mio avviso dovrebbero anche rivedere, perché il privato dovrebbe arrangiarsi, chi ha soldi va e se lo fa, ma dovrebbero investire nel pubblico. Come mai si investe così poco? Che idea si è fatto Montanariello? Poi sentiamo anche Zabotti col Beato Toniolo, che penso che si stia girando e rigirando. Prego Montanariello. Vabbè, intanto sulla sanità privata io dico che nessuno è contro la sanità privata, che a mio avviso dovrebbe essere un ausilio a quella pubblica e lavorare insieme. Invece la verità è che la sanità privata oggi opera in un regime impari nei confronti del pubblico. Intanto le convenzioni non sono tutte uguali, non sono lineari, quindi tu mettere una protesi hai un rimborso diverso di fare un'appendicite, tanto per capirci. E quindi su questo le convenzioni non sono lineari. Dopo, perché una guerra impari, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, mi creda, è una guerra impari perché il privato fa i servizi a guadagno.
ci sono dei servizi all'interno del sistema sanitario fortemente scaricati sul sociale, perché sono servizi legati alla socialità. Il pronto soccorso. Il pronto soccorso è un servizio in perdita, perché è un servizio che tu dai al cittadino. La geriatria è un servizio dal punto di vista economico, sociale di primo livello, ma in perdita. La neonatologia sono tutti servizi, questi qua, a costo sociale. Il privato non fa il pronto soccorso privato, non fa la geriatria privata, fa la casa di riposo privata che devi andare dopo a accreditarti e pagare. Quando lei fa nascere un bambino su una clinica privata, che uno entra, trova la moquette bella, l'assistente gentile, il mazzo di fiori, ma se quel bambino quando nasce ha un problema, quel bambino viene preso e viene portato dopo all'ospedale pubblico, dove dopo quei costi vengono caricati sulla collettività. Vi ricordate con la pandemia? Con la pandemia abbiamo scoperto che il glorioso San Raffaele aveva 15 posti circa in terapia intensiva, perché sono reparti che hanno un costo enorme per la socialità. E questi tipi di servizi sanitari non esistono privati, sono pubblici. Il privato fa quei servizi legittimamente che in qualche modo rendono. Il privato prende piede in un mercato dove il pubblico arretra. Vi ricordate quel periodo, Mirella, che hanno cominciato a nascere tutti quanti quei punti prelievi, non cito i nomi delle aziende, ma si andavano a fare tutti i prelievi privati perché hanno cominciato a ritirarsi tutti quanti i punti prelievi pubblici. Per esempio, dove vivo io, a Chioggia, il punto prelievi di Palazzo Grassi viene tolto, allora fatalità per un privato. Tant'è che a un certo punto sono diventati così concorrenziali che è capitato a ognuno di noi di andarsi a fare gli esami del sangue e gli hanno detto: non venire con la ricetta, vieni privatamente che risparmi €1. A tutti i cittadini che ci stanno seguendo è capitato sicuramente. Cosa è successo? Che quando dopo invece il mercato ha chiamato e quindi c'è negli esami specialistici oggi il vero business, TAC, radiografia, quel tipo di servizi, e questi si sono giustamente, hanno seguito il mercato, ora tu se vuoi andare a fare il prelievo, quei punti prelievi, il pubblico li ha chiusi, è arrivato il privato, li ha chiusi anche il privato. Capisce che è una guerra impari e la cosa più disarmante, adesso a Mestre hanno inaugurato una grande clinica privata, un grande laboratorio privato in convenzione con l'ASL. Ma sembra normale che c'erano in prima fila tutte le autorità pubbliche, compresa la dirigenza dell'ASL, a inaugurare una struttura di salute privata. Ma è normale? Nessuno ha nulla contro il privato, ma il privato deve lavorare insieme al pubblico e deve coadiuvarsi. Adesso sono arrivati 3 milioni ancora l'anno scorso per lo smaltimento delle liste d'attesa dovute alla pandemia. Di questi 3 milioni, più di 2 milioni, quasi 2 milioni e 2 milioni e 3, non ricordo la cifra, la regione li destina al privato per lo smaltimento delle liste d'attesa. Ha capito il messaggio politico che noi abbiamo dato? Che i problemi della salute li risolve il privato, non li risolve il pubblico. E perché non abbiamo fatto come si faceva una volta, che invece quei soldi li investi nella sanità pubblica e l'ospedale dell'Angelo lo tieni aperto anche di notte, che uno anziché aspettare 2 anni la mattina va a lavorare, l'attacca di notte se la viene a fare. Non è mica fantascienza, è già successo in altri tempi quando si guardava al pubblico con attenzione, anche con governance di centrodestra, non è una questione politica. Oggi invece noi stiamo consegnando la salute, non la sanità, la salute la stiamo consegnando al privato. Medici di medicina generale che possono dire quello che vogliono, rappresentano il front line per tutti i nostri anziani, per le persone che non sanno come muoversi, per chi non sa come trovare uno specialista, oltre per chi fidelizza un rapporto con delle patologie croniche. Negli ultimi 7 anni, se lei va sul sito del Ministero della Salute, alla pagina dedicata ai servizi per le regioni, il Veneto è la regione che ha investito meno sulle borse di specializzazione dei medici di medicina generale. Dopo non può dirmi come mai a Treviso nasce il medico di medicina generale privato. Se abbiamo arretrato col pubblico e a qualcuno serve la ricetta, va a pagare i €20 dal privato. Le cose non avvengono mai per caso. Sentiamo Marco Zabotti invece come interpreta questa missione, perché era proprio una missione, tanto è vero diventato Beato Toniolo, che invece attenzionava molto questa figura umana. Ecco, era un illuminato, aveva capito l'importanza della figura umana. Prego Zabotti. Sì, io mi collego almeno in una primissima parte al tema del sociosanitario e in particolare che è stata davvero l'eccellenza di una determinata fase della politica di questa regione,
E ricordo sempre, a onor del vero, che fu Tina Anselmi, la veneta, Tina Anselmi, no? L'ideatrice, la promotrice, no? la grande promoter, insomma, del Servizio Sanitario Nazionale, di questa idea che la sanità era a portata di tutti, la fiscalità generale serviva proprio per organizzare un sistema sanitario che dalla culla fino ai trapianti, diciamo, diventa e resta uno degli elementi fondamentali di civiltà e anche di sviluppo di questo nostro paese. Quindi su questo credo... Un secondo, perché abbiamo Luigi, se no mi cade la linea, perché il centralino è delicato. Andiamo con Luigi. Luigi? No, sarei io in linea. Mi hanno detto Luigi, scusami. Ciao carissimo, vabbè, comunque ci sei. Prego. Sono io, Luciano da Desenzano. Luciano, non Luigi. Buongiorno a tutti. Niente, posso dire qualcosa sulla sanità? Prego Luciano. Mi senti? Sì, bene. Niente, anch'io sono d'accordo, purtroppo, che non è giusto questo, che se vuoi fare una visita devi aspettare 3-4 mesi magari, invece a pagamento c'è dopo qualche giorno. Questo sono d'accordo, ma ho sentito, Mirella, proprio ieri mi sembra, il signor Brambilla, scusami, che è uno specialista, sa tutto sulle pensioni, no? E ha detto, cosa ha detto? Che, tra parentesi, al sud hanno gli stessi soldi per curare le persone, hanno gli stessi soldi, e purtroppo no, noi qua al nord l'unica cosa sbagliata che è sulla sanità è questo. Dopo abbiamo la sanità migliore d'Europa e del mondo, ne arrivano 930.000 in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia dal sud, povere persone, dico, ne arrivano. E ti dico l'ultima, niente, purtroppo anche io ogni tanto, se devo fare qualche ecografia, vado a pagare 60 euro, 100, perché bisogna aspettare 3 o 4 mesi, e questa sarebbe l'unica cosa. Vi posso dire un'altra piccola... Veloce Luciano! Prima, aspetta un secondo, il signore del PD, fanno le strade, ma così, la Pedemontana, da quel che vedo dalle televisioni, invece di un'ora fanno in 20 minuti, risparmiano, pensa quanto gasolio e quanto... vi saluto, buongiorno. Vedi Luciano, è quando esci dalla Pedemontana che poi perdi tutto quello che hai guadagnato. Non so se vi capita a voi, però a me capita così. Esco io, però dopo per arrivare dove devo arrivare ci impiego lo stesso tempo, perché c'è il caos. Questa è la verità. Abbiamo una viabilità con delle infrastrutture che sono ancora da carretti e cavalli. Allora non servono solo quelle, serviva prima qualcos'altro. Allora sentiamo appunto come finisce Zabotti, poi andiamo da Montanariello. Prego Zabotti. No, ho recuperato il tema della socialità, quindi della sanità e della lezione che dal Veneto è arrivata tanti anni fa a livello nazionale. La domanda che mi viene apposta sulla vicenda Toniolo è il tema della sua attualità, cioè la questione di fondo che il Veneto deve recuperare fino davvero con grande serietà, con grande forza, l'esempio che arriva di pensiero e di azione da queste grandi vite illustri, che appartengono sia alla storia del movimento cattolico, ma appartengono alla storia vera di questo paese. Perché quest'uomo, grande sociologo ed economista, ha posto la questione, lui, tra fine 800 e inizio del Novecento, la questione di un'economia che fosse al servizio dell'uomo, al servizio dell'etica. Esatto. Quindi ha posto anche concretamente tutta questa questione. Quindi con lui nasce la cooperazione, che vuol dire, a proposito di ascensore sociale, vuol dire la capacità di mettere in rete e di attivare un percorsi economici in cui le persone venissero sottratte dal ricatto dell'usura, e sia a livello agricolo che a livello più in generale come dato economico ci fosse una nuova presenza, insomma, di soci co-imprenditori nella vicenda sociale. Ha cambiato il tessuto economico del Veneto e a livello nazionale questa grande intuizione, e lui è l'uomo della democrazia sociale, della sussidiarietà, quindi grandi temi legati proprio alla rappresentazione di una democrazia che fosse davvero al servizio del bene comune. È il primo a tracciare questa cosa, non a caso tanti anni dopo
anche in questi giorni, il 5 aprile, ci sarà un grande convegno a Pieve di Soligo, con la FAI-CISL, quindi il sindacato che è legato a questa grande federazione appunto nazionale, in cui si dibatterà ancora una volta sui temi, le proposte e le persone che ancora oggi si ispirano al Tognolo nel campo dell'economia e della società. L'appello che si può dire, certo, noi siamo impegnati come istituto a dare ancora forza a queste idee, a questa prospettiva, a questa grande intuizione che arriva da questa figura che insomma potrebbe dare spunti notevolissimi ancora oggi per una politica che davvero sia al servizio delle persone. Però Montanariello, quello che noi assistiamo è che questo paese sta invecchiando in maniera incredibile. Abbiamo sentito nel 2050 quante persone anziane avremo, perché veramente sta succedendo questo. Però si attenziona poco, perché gli obiettivi sono alti, è il business, è qualcos'altro che va al di sopra dei valori, dell'etica. Vediamo anche cosa sta succedendo tra partiti, e metto dentro tutti in questi giorni, in questi mesi, per accaparrarsi una nuova poltrona. Ecco, si promuove, si va via dalla regione, ma si va in Europa di sicuro, anche se non sei stato bravo, ma hai tanti anni alle spalle. Vorrei capire in tutti questi anni cosa hai seminato e cosa noi abbiamo raccolto, ma non importa, l'importante è che sei stato là tanti anni, poi vai da un'altra parte. Ma potrà andare avanti questo paese se non cominciamo a mettere competenze anche in Europa? Perché noi ce la prendiamo sempre con l'Europa, l'Europa, ma sono anni che paghiamo i parlamentari europei, sono nostri, italiani, anche del nostro territorio, però ci risulta che non portano a casa quello che dovrebbero portare a casa, ad esempio come fa la Spagna, che ha già rinnovato con i nuovi progetti, perché non abbiamo le squadre, perché non abbiamo persone competenti o poche. Prego Montanariello. Ma intanto mi permetta di fare un appunto. Allora, al signore di prima, guardi, nessuno dice che la pedemontana può servire o non può servire. Il problema è semplicemente uno, che la pedemontana ha un accordo dove la Regione Veneto si assume i rischi di impresa di chi ha costruito la pedemontana, e se non si raggiungono i pedaggi necessari per garantire quanto è previsto di incasso al soggetto privato che ha realizzato l'opera, la Regione ogni anno deve pagargli la differenza. Io sono vicepresidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti e le posso dire che abbiamo pagato più di 55 milioni di euro solo nell'ultimo triennio. Okay? Quindi il problema non è le strade, queste manfrine che ci tira fuori il Presidente o altri, le strade, nessuno dice che non servono le strade. Però o le strade, visto che le paga il cittadino, le fai pubbliche, ce le paghiamo come cittadini e ci viaggiamo gratis, ma non puoi tu fare una strada di un privato che dopo 600 e rotti milioni glieli dà lo Stato, 300 e rotti glieli dà un altro e la Regione paga il rischio d'impresa ed è la seconda strada più costosa d'Italia, dopo la Brescia-Milano. Allora, le strade, se le paga il pubblico, sono pubbliche e i cittadini viaggiano gratis. Punto. Non usiamo i soldi dei cittadini per assumerci il rischio di impresa di un privato, e quei 55 milioni di euro dati in 3 anni potevamo fare tante altre cose che oggi stiamo dicendo che mancano. Così come sulla sanità, è vero che noi abbiamo un pendolarismo sanitario di gente che viene da fuori, ma guardate che non è gente che viene gratis. Siccome anche quando un cittadino veneto si ricovera in una struttura ci sono i rimborsi che l'azienda sanitaria ha, sa bene il dottore dell'Istituto Tognolo, insomma meglio di me, che quando uno si ricovera c'è una prestazione che viene pagata dal Servizio Sanitario Regionale con i fondi del Servizio Sanitario Nazionale, che in Veneto cuba la sanità 10,6 miliardi, 10,3 miliardi trasferimenti, 300 milioni sono donazioni e ticket. Vengono pagati, così come quando viene un cittadino da fuori regione a fare da noi una prestazione, che è proprio uno dei drammi delle regioni del sud, perché giustamente da noi c'è una sanità in molti aspetti migliore, e quando vengono a curarsi da noi il loro servizio sanitario regionale rimborsa a noi la cura. Ha fatto bene a dirlo Montanariello, perché sembra che li curiamo gratis queste persone. Ma no, capisci quanta poca trasparenza c'è anche nell'informazione? Sentite cosa ha detto? Pensano che vengano qua gratuitamente e noi paghiamo noi per loro. Fatto bravissimo Montanariello. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro.
Grazie Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, la critica singola può anche andare bene, c'erano così problemi e il male è in che contesto che inseria la critica. Cioè, io ho 70 anni e mi vedo che le cose non funzionano in maniera generale in tutte le regioni, in alcune regioni un po' di più, un po' di meno, oppure con caratteristiche diverse, ma non c'è un posto in Italia in cui le cose funzionano e non funziona neanche o funziona male, se c'è una parte politica o meno, cioè è da 20 anni e più che le cose costantemente e genericamente peggiora qua in Italia. Chiunque sia il governo, è un discorso di istituzioni, di organizzazione istituzionale, cioè finché rimane delle istituzioni che permette alla fine a qualcuno di far sì che per esempio ogni anno ci sia 70 miliardi da pagare solo di interessi nel debito, 70 miliardi, i 5 punti di Messina, poco per dire, oppure che permette ancora che nel sistema pubblico ci sia tante spese tra virgolette false, non produttive, o che permette anche che ogni anno e mezzo, 2, casca un governo, quindi che sia gruppi di potere che per dare il voto alla nuova maggioranza però in cambio vuole alcune leggi, alcune spesine e via parlando. Finché queste cose continuano, qua in Italia non cambia niente, bisogna fare delle riforme abbastanza radicali. Qual è il male? Per me va bene una qualsiasi riforma, cioè l'importante per me è innanzitutto riformare il sistema. Poi magari mi posso avere il mio punto di vista, ma se una forza politica propone una sua riforma che funziona, ben venga. Ma il male è che qua in Italia che c'è un numero non piccolo di forze politiche e non solo politiche che nei fatti si oppone a qualsiasi riforma. Ogni volta che viene fuori che si va a toccare una qualsiasi parte dello Stato, subito queste forze qua chiama pericolo di un tipo, pericolo di un altro e alla fine l'Italia non cambia mai. Però se l'Italia non cambia mai, tra 10 anni che avremo, dico una battuta, il fiolo di Montanariello, che magari sarà eletto anche lui, poi auguri, in Consiglio a Venezia, che farà gli stessi discorsi che fa il papà perché non cambia nulla. Cioè, a questo punto qua veramente mi spero che arriva l'Europa, perché almeno così finisce sta Italia incapace, buona a niente, e se affidiamo a dei mani che assieme a delle cassate che può fare ogni tanto, ma dimostra che funziona meglio, perché l'Italia è il paese più sbalestra che sia in Europa. O si fa delle riforme radicali serie oppure non cambia nulla. Però se ancora 10 secondi, per me il vento che spira non è che sia buono, perché ripeto una volta, non è un discorso di parte politica, perché così come che Bannacci candidato per le europee, ma se mica metto che va a candidare la ragazza che è in prigione a Budapest alle europee e dopo qualcuno dice ma ai europei, in Europa mandiamo che persone competenti, sta ragazza qua che per me deve essere liberata, ma che competenza può avere per andare in Europa? E cioè basta vedere come i casini che sono nelle liste di tutti i partiti, cioè è questo male, purtroppo tutti i partiti e non solo i partiti vive troppo pocciando nell'attuale situazione e non vuole cambiare. Grazie Vladimiro, se no non riusciamo a risponderti. Sì, grazie Vladimiro. Prego Montanariello. No, per quanto dicevo sul tema dell'Europa, guarda Mirella, hai ragione te e ha ragione anche il telespettatore che ha appena chiamato da Rovigo, il signor Vladimiro. Noi abbiamo ritenuto per troppi anni che l'Europa fosse un parcheggio dove poter mandare magari chi in qualche modo diventasse ingombrante in Italia o qualcuno a cui trovare una poltrona e quindi lo parcheggiavamo in Europa, no? Quindi abbiamo pensato sempre che l'Europa potesse essere un livello legislativo lontano da noi. Invece stiamo vedendo, basta pensare, no, in Veneto, la Bolkestein o la pesca o l'agricoltura, di quanto di primo livello sia invece l'attività legislativa in Europa. E io sono d'accordo perché, guardate, io non parlo di tutti i colori politici, anche di quelli del mio partito, però ci viene da chiedere perché ogni volta che c'è una battaglia in Europa l'Italia la perde sempre, o abbiamo il mondo contro di noi, ma siccome mi pare che anche in Europa esiste una maggioranza e una minoranza, mi pare che molto spesso l'approccio che noi abbiamo nei confronti dell'Europa è
che se ci deve arrivare il PNRR l'Europa è buona, se ci deve arrivare la PAC l'Europa è buona, se ci devono arrivare i fondi FERS l'Europa è buona, se ci devono arrivare i fondi FEAMP, quelli dopo FEAMPA che sono quelli per la pesca, l'Europa è buona. No, è sempre buona l'Europa, tra l'altro quasi il 60% dei fondi che la Regione Veneto dà di pesca, agricoltura sono messi dall'Europa, i PAC, i FEAMP, i FEAMPA e quant'altro, oltre il 55 sicuro, dopo variano in base al fondo. E dopo però ogni volta che succede qualcosa l'Europa cattiva, l'Europa matrigna, facciamo le crociate contro, addirittura ci sono anti-europeisti con i loro partiti che si candidano per andare in Europa, dopo andare lì a protestare o magari, come è successo a qualcuno, di non andare proprio per protesta, però prendendo lo stipendio da europarlamentare. Io credo, Mirella, che tu hai ragione, cioè l'Europa va rivalutata. Oggi l'Europa per molti aspetti conta più del Parlamento italiano e bisogna mandare gente preparata che ne capisca. Punto. Non ci possiamo più permettere il lusso di mandare in Europa qualcuno che non sappia intervenire sui temi della San PAC. Montanariello, che ho avuto un ospite veramente eccellente, perché a Sveglia Veneti vengono le eccellenze, mi fa piacere dirlo e ne sono orgogliosa. È un esperto di diritto internazionale che era collegato con noi dall'Australia e lui ha detto una cosa semplicissima: ma io, con tutto il rispetto che posso avere, all'epoca c'era Iva Zanicchi, come faccio a parlare di diritto internazionale in Europa con Iva Zanicchi che mi rappresenta? Con tutto il rispetto che ho per la cantante, ma capite che queste anche segreterie di partiti devono capire che dobbiamo mettere persone all'altezza. Guardate che la Francia, la Spagna e altre realtà hanno delle squadre di persone non competenti di più e riescono a portare a casa i soldi, i progetti, ma perché sono competenti, sanno lavorare. E noi? E come ha detto Montanariello, noi perdiamo sempre. Perché perdiamo sempre? Ma l'Europa ha detto: ma voi dove eravate, i nostri onorevoli in Europa? Dove erano quando si dovevano firmare certe cose? Zabotti, dove erano i nostri parlamentari anche per le buone cose, per il sociale soprattutto? Perché i fondi del PNRR erano nati anche per il sociale, ricordatevelo. Poi li hanno dirottati perché fatta la legge, fatto l'incanno, e sono bravissimi a fare questo. Però erano nati soprattutto per il sociale. Poi l'Europa dice: presenta i progetti e vediamo cosa va avanti. Certo, sono andati avanti le infrastrutture e non i servizi alle persone e alle fragilità. Prego, Zabotti. Se vogliamo fare un discorso al contrario appunto sul valore dell'Europa, basterebbe chiedere un po' dopo la Brexit come sono le situazioni anche dal punto di vista economico e sociale di un grande paese come il Regno Unito, in cui non a caso adesso si sta dibattendo molto sulla quella scelta, insomma, certamente che oggi tanti definiscono scellerata di quel referendum dell'uscita dall'Unione Europea. E allora, facendo questo discorso al contrario, dico anche che mentre per l'ennesima volta, anche se poi escono libri come quello di Aini sulla capocrazia, cioè vuol dire che oggi tutti i partiti sono malati del fatto che ci sono capi e ci sono fideizzazioni spinte, per cui solo chi è conforme a questa dimensione, insomma, del capo, allora in qualche modo ha successo e fa carriera nel partito. Allora io ricordo da un lato che bisogna costruire, giustamente come dice Mirella, liste competitive, ma nel senso della competenza di chi va in Europa, di chi va a conoscere una dimensione che è fondamentale, la grande conquista del Novecento, l'Unione Europea, tutti i temi che oggi diventano tra l'altro di drammatica attualità rispetto alla vicenda internazionale, alla questione della pace, alla questione della cooperazione, alla questione dei nuovi scenari anche rispetto all'economia, per tutto quello che sta avvenendo. Quindi grandi competenze. Dall'altro lato vorrei dire anche, fare una sorta di appello ai cittadini elettori, perché abbiamo la preferenza e non possiamo più, nascondersi dietro il fatto che le liste sono bloccate. Vorrei che una volta tanto usassimo fino in fondo, con grande sapienza, vorrei dire saggezza e grande anche capacità di informazione previa, questa possibilità che abbiamo, cioè scegliamo le persone. E quindi se scegliamo le persone adatte, se scegliamo le persone competenti, quelle che davvero si candidano non a fare una passeggiata, una vetrina, in campagna elettorale, ma che si candidano veramente a poter occupare un seggio istituzionale in questa grande assise del Parlamento europeo, dove si discuteranno e si decideranno più di sempre i destini di questa grande comunità continentale, allora direi
che allora su questo avremmo fatto veramente un passo in avanti. Abbiamo Gino da Mestre, poi continuiamo, vai Gino. Sì, ma guardi, io mi trovo perfettamente d'accordo con quello che sta dicendo il signore che parla Zabotti. adesso. Zabotti. Buongiorno, e volevo semplicemente dire una cosa, ma è un'osservazione semplice, voglio dire. Fintanto che il Veneto era governato dalla Democrazia Cristiana, con qualche problema, per l'amor di Dio, non si discute, ma noi avevamo una sanità che era veramente di eccellenza, Da quando il Veneto è governato dalla Lega, ricalca la Lega, il governo che la Lega ha della Lombardia. Cioè sanità privata, sanità pubblica muore. Se io devo fare una radiografia, devo fare un esempio, vabbè, non importa, è personale, ma lasciamo perdere. Devo fare una visita specialistica, non solo non mi dicono quando posso farla perché le liste sono chiuse, non ho nessuna idea di quando verrò visitato. Però se pago e se vado dal privato posso andare dopo pochi giorni. Questa è la sanità veneta oggi dopo tanti anni di governo della Lega. Io ricordo e rimpiango purtroppo i vecchi governi democristiani, scusatemi. Grazie Gino, no, hai fatto bene a chiamare, ti ringrazio perché sono riflessioni importanti, perché era così, è inutile che ce la giriamo, era così, qua non c'entra destra, sinistra, qui si tratta di dire la verità, quella che era la nostra sanità, come venivamo visitati e curati. Poi qualcuno, non a caso, ha dirottato verso il privato, anche se cerca di passare il cerino a qualcun altro, ma sappiamo benissimo chi aveva il cerino in mano e a chi l'ha passato. Allora Zabotti, continui e poi andiamo da Montanariello, prego. Sì, mi permetta solo un passaggio in riferimento a quello che diceva il signor Gino, lo ringrazio. Credo che oggi la grande sfida siano solo le liste d'attesa, ma ci potrebbero essere tanti altri elementi. Penso anche a tutto il tema della psichiatria, oggi intergenerazionale, come mai e come no. Una grande questione di rilievo sociale, grandissima oggi, su cui dobbiamo intervenire. È tutto il tema del territorio. Cioè, d'accordo con la medicina d'eccellenza, che riesce a curare nelle grandi situazioni anche emergenziali, dall'altro lato invece bisogna recuperare fino in fondo quella che era stata la grande lezione del primo modello di servizio sanitario nazionale nella Regione Veneto, cioè la capacità di dare risposte concrete del territorio. E quindi vuol dire tutte quelle strutture intermedie tra la vicenda apicale emergenziale dei grandi ospedali a quella del domicilio. La gente non ce la fa a casa, ha bisogno di strutture che da tutti i punti di vista sanitari e assistenziali sociali abbiano la capacità della prossimità, della cura, della competenza, della capacità appunto di stare accanto alle persone nei loro bisogni, soprattutto laddove ci sono le fragilità, e questo è il tempo, quello più faticoso. E allora su questo ci deve essere un reinvestimento, un riguardare il modello. Le case di comunità, la medicina di comunità, certo, è tutto da reimpiantare con un'attenzione nuova. Ritorno e chiudo sulla vicenda dell'Europa. È destino comune, qua non è questione di retorica, non si tratta di chiamare l'Europa in casa solo quando appunto nella positività o nella negatività, è affidare una capacità da protagonisti, perché ricordo sempre che l'Italia, certo ci sono tante cose, diceva qualcuno prima, che non vanno bene in questo paese, ma non è il paese più scapestrato d'Europa a livello internazionale. Ci sono tante cose che funzionano, guarda caso, grazie a una dimensione di persone, di imprese, di aziende, di associazionismo, di volontariato, che questo paese lo sta facendo sempre. Lo stanno distruggendo, Zabotti, ma stanno distruggendo il volontariato, Zabotti, quello che ha tenuto sul paese, che ha messo le pezze alla politica, dove non arrivava, lo stanno distruggendo, Zabotti. Ma lo sto dicendo, ha ragione Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, sì, io sono d'accordo con quello che ha telefonato prima di me. La Lega ha governato malissimo questa regione. Comunque, a parte questo, è inutile. Bisogna guardare al passato, ma non guardare al passato per guardare quello che è il passato, ma anche per vedere nel futuro, ad evitare anche per il futuro, perché diciamo se non si ha memoria di quello che è successo nel passato non si riuscirà neanche a prevedere il futuro. Voglio dire,
tutta questa situazione di questa sanità è perché tutti coloro che si sono succeduti non hanno previsto un tempo abbastanza utile che succedeva questo nella sanità, perché gli anziani aumentavano sempre di più, perché c'erano sempre più problemi, e questo dovevano prevederlo, allora in qualche modo cercare di rattoppare queste toppe. Nessun partito l'ha mai fatto, tutti hanno sempre detto la loro, e però quello che era necessario fare, eccetera, non è mai stato fatto, non è mai stato programmato, diciamo, questa cosa che già si sapeva, e tutti sono stati, tutti i partiti dei cialtroni che hanno solo, diciamo, che non hanno fatto niente, che non sono riusciti tra di loro a mettersi d'accordo, a trovare una situazione che potesse gradualmente non averci fatto arrivare a questo punto. Vi saluto, grazie. Grazie Livio. Allora sentiamo come commenta Jonathan Montanariello. Soprattutto Zabotti ha usato un congiuntivo a mio avviso sbagliato: dobbiamo mettere persone competenti, dobbiamo votare le persone. No, caro Zabotti, non dobbiamo, devono, è un altro congiuntivo. Perché noi avremmo piacere di votare delle persone brave, competenti. Il problema è che abbiamo i listini bloccati, hanno già deciso chi andrà, lo hanno già deciso, e se non l'hanno deciso sono là, ma sono gli stessi che gireranno dal Consiglio regionale, andranno in Europa. Ecco, e a mio avviso si dovrebbe guardare la competenza, ma questo aspetta le segreterie, perché sono loro che devono decidere chi mandare in Europa. E allora vedremo cosa succederà. Guardate che si chiama Sveglia Veneti, ve lo dico tutte le mattine, svegliatevi a Veneti. Allora, Montanariello, prego. No, Mirella, chiedo scusa, era solo per precisare il pensiero. Ho detto i due aspetti. Primo, che devono i partiti fare liste di persone competenti, e noi dobbiamo scegliere, questa era la cosa, quindi sono d'accordo con lei. Prima devono però, poi vedremo se riusciremo noi a abbiamo votare, la preferenza, ma prima devono assolutamente, abbiamo più preferenze, perché ce lo meritiamo, non è che ce lo relegate, ce lo meritiamo. Questo paese ha bisogno di persone competenti che ci sono in tutti i partiti. Bravissimo. E dare, Montanariello, ho detto il voto ai sedicenni, io darei il voto ai sedicenni, cambiamento. Prego, Montanariello. Intanto un passaggio, la sanità, come diceva prima da Mestre Gino, ricordiamoci che in Veneto ha avuto sempre una marcia in più, perché siamo stati i primi a investire, come diceva il dottore dell'Istituto Toniolo, sulla sanità territoriale. E il motivo per cui noi nella prima ondata di pandemia reggiamo molto meglio della Lombardia è perché avevamo ancora un sistema di salute e sanità territoriale che in Lombardia era già stato smantellato. Che oggi noi stiamo lavorando, compresa l'ultima legge sugli ATS, dove releghiamo il ruolo del sociale ai comuni, e ci sono comuni grandi e ci sono comuni piccoli anche con 2000 abitanti dove faranno più fatica a dare risposte. Noi stiamo lavorando per un arretramento della sanità territoriale, questo è un dato oggettivo. Basta pensare, si diceva prima, sulla salute mentale. Dopo la pandemia, giusto o sbagliato, aumentano anche i casi di necessità di richiesta di supporto ai problemi psicologici, e noi in Veneto abbiamo fatto anche una proposta dove chiediamo che il 5% del fondo sanitario regionale venga dedicato al psicologo di base, ma nessuno ci pensa. Guardate che sul tema della sanità, Mirella, a me piacerebbe che i cittadini veneti, al netto di quello che loro votino, si ponessero una domanda: come diavolo si fa a fare in una città come Mestre, ma altri, perché ce ne sono 4 in Veneto, degli ospedali con il privato su un progetto di finanza? Cioè, se io devo costruire un ospedale, chiedo i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti, mi faccio un mutuo come regione con tutto il patrimonio che ho e lo pago, o lo faccio con un privato che me lo costruisce, io gli devo pagare l'affitto ogni mese con un contratto progressivo, che per farlo lavorare stiamo eliminando, l'ultima dell'altro giorno, tutti i laboratori di analisi dei vari ospedali del territorio, perché questi hanno un contratto che devono continuare a lavorare e aumentare il fatturato.
e che tra l'altro siamo andati a pagare interessi fuori mercato quando invece quelli delle banche erano al minimo. Cioè, ma come si fa a pensare di farsi fare un ospedale da privato e perderlo in affitto? Se tu sei un organo legislativo, ma ti farei dare i soldi da Cassa Depositi e Prestiti? Ti farà l'ospedale a posto di dargli schea alla pedemontana? Ai cittadini che interesserà di più curarsi che fare la strada 20 minuti al posto di mezz'ora, secondo me. Tra l'altro, sulle cure che dicevamo prima da chi viene fuori regione, ho trovato, Mirella, un articolo del Sole 24 Ore che non solo chi viene da fuori regione il suo servizio sanitario paga, quindi il problema, se dobbiamo dirlo, per chi viene da fuori regione è della regione in cui lui non si cura e va da un'altra parte perché perde la prestazione e perde soldi, ma addirittura le prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata convenzionata con il servizio pubblico, se viene fatta da una persona che viene da fuori regione, questa né serve a raggiungere il limite di convenzione che ha la struttura e né serve a ridurre la remunerazione che noi abbiamo nella convenzione con la regione in essere. Quindi se uno viene anche in una struttura non solo pubblica ma anche convenzionata, ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3775, non fa neanche volume nella convenzione che noi abbiamo a livello regionale. Quindi su questa roba è bene chiarire, perché sembra che chi si cura da fuori regione, poverino, che ha un brutto male, trova un istituto specializzato e magari si fa anticipare il TFR per venirsi a salvare la pelle, lo guardiamo quasi quasi come un delinquente che ci sta togliendo qualcosa. No, non ci sta togliendo niente, neanche se va in un privato convenzionato. E la chiudo dicendo, sull'Europa, guardate, sull'Europa noi abbiamo ancora una grande fortuna, che è quella di mettere le preferenze. Io, Mirella, sono per mettere le preferenze anche a chi va nel Parlamento italiano. Voglio vedere quanti di quelli siedono a Roma, se si va a preferenza e si riescono a prendere i voti dei cittadini e riescono a tornare a Roma. Abbiamo gente a Roma da 20 anni che non ha mai avuto una preferenza da un cittadino. Io sono da 15 anni consigliere comunale, dopo sono diventato consigliere regionale e ho sempre dovuto prendermi le mie preferenze. Dopo mi trovo invece parlamentari che sono a Roma da 1 o da 5 o da 7 o da 8 mandati che non hanno mai dovuto prendersi una preferenza. Allora io dico, se vogliamo fare veramente una rivoluzione in Italia, torniamo a sceglierci le persone che ci devono governare. Cioè basta, non può decidere la segreteria di partito che uno da Milano me lo trovo capolista a Venezia e qualsiasi risultato ma bisogna dirlo alle ci sia il segreterie capolista. questo, Montanariello, perché Sono non stanno d'accordo. facendo questo, Montanariello, non lo Sono stanno d'accordo, facendo Mirella. neppure questa volta. Basta leggere i giornali e sentire i telegiornali chi verrà candidato. Questa è la verità, è inutile che ce la giriamo. A parole Sono vorremmo d'accordo, cambiare, Mirella. ma i fatti gli altri non ci ascoltano, non sentono. Abbiamo l'ultima Mirella, non telefonata, ho ascoltano. forato anche questa mattina, perdonate, ma però dobbiamo sentire Gianfranco Valeri, poi saluto gli ospiti. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno serviti ospiti. Ecco, mi rivolgo a lei che ha parlato di mutui, dei soldi dei privati, di questo. Le do io uno spunto come si fa a recuperare i soldi. Guardi, i comuni hanno i bilanci certificati e hanno i revisori di conti. Praticamente la regione ha il bilancio certificato e la revisione di conti. Sì, è tutto a posto, no? Per che motivo invece di pagare 6, 7, 8, 10% di mutuo non si fa i buoni veneti oppure buoni BOC? Una volta, ancora 40 anni fa si parlava di BOC, buoni ordinari comunali, praticamente che se viene autofinanziato dai piccoli risparmiatori, fa taglie magari fino a 5.000 euro base, che lo vengono i speculatori anche là, è semplice, ma basta mettere in moto le idee, non così a Vanvera. Quando lei ha detto questo l'altro, che differenza ha passato, invece bisogna fare una proposta, ecco, si tenga a questa proposta. Per che motivo la regione non emette lei il BOP e se fa un'opera pubblica se viene finanziata? Perché i bilanci sono certificati, non è che gli fregano i soldi ai cittadini, perché i bilanci sono certificati sia quelli dei comuni che quelli della regione. Volevo una risposta. Speriamo di riuscire a darla perché ho straforato. Montanariello, velocissimo, poi salutiamo anche un altro ospite perché veramente lo ringrazio, Marco Zabotti è stato con noi. Prego, veloce Montanariello.
Ma che i bilanci sono certificati è vero, non stiamo dicendo che sono fatte cose illegittime, ci mancherebbe altro, stiamo dicendo che sono legittime scelte politiche, legittime ma scelte politiche. Quindi è vero che i bilanci sono certificati, ma quello che viene scritto nei bilanci non è che per non essere condivisibile come fare un ospedale con i soldi di un privato debba essere un atto non legittimo, è una scelta politica, legittima ma è una scelta politica. I buoni, guardi, su questo io faccio fatica a rispondere, però io credo che su questa risposta i 15 anni di Galan e i 15 anni di Zaia forse potrebbero darci una risposta del centrodestra veneto su perché ha preferito farsi costruire gli ospedali in Veneto dai privati e non fare i buoni veneti, o meglio ancora chiedere i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti, che mi sembra comunque sicuramente un rapporto molto più Montanariello efficace. stanno smantellando degli ospedali che funzionavano benissimo, sto pensando a quello di Palsano, sto pensando a quello di Castelfranco, gli ultimi che mi vengono in mente, cioè, continuiamo a ragionare su questo. Grazie a Jonathan Montanariello, consigliere regionale, vice capogruppo Partito Democratico, di essere stato con noi. Marco Zabotti, ricordiamo il 5 aprile, prego, come ci saluta? Allora, intanto saluto ricordando ai partiti di fare liste di alto profilo per l'Europa e ai cittadini viva la preferenza. Questo è il messaggio che voglio lasciare. In più, 5 aprile facciamo una mattinata intera, un grande convegno con testimoni, protagonisti, insomma relatori sull'attualità di Giuseppe Toniolo, grande sociologo e economista cattolica, una storia declinata al futuro. Quindi il meglio della storia culturale, sociale, della solidarietà del Veneto, che ha ancora tante cose da dire per il Veneto di oggi e di domani. Dove e a che Mirella. ora? Allora, siamo a Pieve di Soligo, Auditorium Battistella Moccia, dalle 9:30 alle 13. Lo Anch'io ripeta terrò una per relazione. cortesia, che non ho la locandina, prego. Chiedo scusa? Il 5 aprile lo ripete, perché magari Il 5 aprile c'è questo grande convegno sull'attualità di Giuseppe Toniolo all'Auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo. Dalle 9:30 alle 13 organizza la FAI CIS del Veneto insieme all'Istituto Beato Toniolo, le Vie dei Santi della Diocesi di Vittorio Veneto. E grazie Quindi anche a l'invito è Marco esteso a Zabotti, tutti. direttore scientifico Istituto Beato Toniolo. Pubblicità. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie, saluti al consigliere. Ed è con noi Claudio Borgia, vice sindaco con deleghe a ecologia, ambiente, transizione ecologica, attuazione PAES, mobilità sostenibile, bandi e finanziamenti del comune di Montebelluno a Fratelli d'Italia, perché noi invitiamo tutte. Allora, baruffe e chiogiotte, nel vero senso della presidenza cucina, a volte baruffe e chiogiotte, sì, a Chioggia stanno facendo questo, a Vittorio Veneto lo stesso, in altri paesi lo stesso, ma cosa sta succedendo? Si sta guardando il bene del territorio o qualcos'altro? Borgia, cosa ci racconta? Guardi, intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutti quanti. È sempre un piacere venire da te, Mirella, perché si può parlare alla gente, soprattutto senza nessun tipo di veto o senza nessun artifizio, ecco, si parla direttamente anche ascoltando quello che hanno da dire i telespettatori. Niente, sostanzialmente c'è una modalità di fare politica che è quella che cerco di portare avanti io e quelli insomma del mio partito, ed è un modello che è quello di cercare di trovare dei candidati e soprattutto di sostenere quelle amministrazioni che hanno intanto vinto le elezioni, perché insomma bisogna ricordare che sono gli elettori che ci permettono di governare e di governare per 5 anni, e dopodiché bisogna presentare dei candidati che possano migliorare la qualità di vita dei cittadini, perché me lo insegni tu che alla fine quello che conta è cosa riusciamo a fare in 5 anni, non la bandierina che andiamo a mettere. Io, se ho dei candidati di qualità e so che possono vincere e migliorare la qualità di vita dei cittadini, cerco di sostenerli e di candidarli, e poi la casacca la guardo dopo, prima guardo la qualità del candidato e dopo vedo la casacca. In provincia di Treviso stiamo lavorando perché in moltissimi municipi abbiamo come Fratelli d'Italia una classe dirigente nuova, giovane, alcuni anche con esperienza, e su questo non arretriamo. Laddove ritengo che abbiamo un candidato che possa vincere, cerchiamo di far di tutto per intanto sì mantenere il centrodestra unito, ma dall'altra parte far emergere i nostri candidati, perché questo è anche. Dopodiché
noi a Vittorio Veneto siamo stati degli spettatori di quello che è accaduto in casa Lega, per cui abbiamo visto che Tony Darè è stato espulso, ha presentato la candidatura di Posocco, dall'altra parte pare ci sia Braido. Noi insomma siamo seduti al tavolo delle trattative sia a livello provinciale che regionale, adesso a breve anche noi sceglieremo le nostre riserve. È ovvio che Vittorio Veneto è la punta dell'iceberg, poi ci sono tantissime altre realtà dove ancora non si è trovata la quadra, ma stiamo lavorando notte e giorno per trovare delle situazioni che possano poi dare risposte ai cittadini, perché lo sai che io sono un amministratore locale, quindi non sono un politico, sono un amministratore locale. Faccio il presidente provinciale di Fratelli d'Italia con la mentalità da amministratore locale, cioè quello di risolvere i problemi della gente e cerco di candidare persone che possano risolvere i problemi della gente, perché io sono sempre stato abituato a prendere i miei voti, a essere eletto, anche al congresso sono stato eletto, non sono mai stato nominato da nessuno, non ho preso nessuna scorciatoia, nessuno mi ha fatto delle cortesie. Io ho cercato di portare avanti le mie idee e i miei valori con il confronto su vari temi che riguardavano i cittadini, assolutamente, però, che è il territorio. Sempre. Abbiamo la nostra cara Giulia da Venezia. Ciao Giulia cara. Mirella, ciao, buongiorno a tutti, anche l'ospite che è. Innanzitutto chiedo scusa Mirella, perché sabato volevo farvi gli auguri di buona Pasqua, ma avevo il telefono rotto Mirella. Tranquilla cara Giulia, tranquilla. Ecco, e allora chiedo scusa. Grazie, e ve li faccio un po' in ritardo, ecco, sono buoni lo stesso. E poi Mirella volevo dire qualcos'altro. Allora Mirella, grazie. Allora il signor di prima che ha nominato la nostra cara Tina Anselmi, che mia mamma gli voleva un bene che non ti dico, le piaceva tanto la Tina Anselmi. Vedi Mirella, allora all'epoca quelle persone là, Mirella, agivano con coscienza, perché tutte le cose, Mirella, che facciamo, sia le buone che le cattive, poi le cattive le facciamo magari improvvisamente, ma quelli che hanno una coscienza si sentono che la coscienza gli dice che hanno fatto il male. E allora volevo dire Mirella che questi qua di adesso politici non hanno una coscienza, perché se no non si comporterebbero così, perché guarda Mirella che vanno là per fare i loro affari. Hai visto là a Roma, Mirella? Hanno venduto una villa, dopo un'ora hanno preso un altro miliardo, tutto silenzio, la ministra Santanchè, ma che se la metteranno a disparte, la nasconderanno, ma non va via, sarà ancora là. I loro affari, Mirella, perché adesso hanno fatto anche la buffonata del premierato, perché Mattarella gli dà fastidio. Loro non sono neanche stati in grado di eleggere il Presidente della Repubblica, perché Mattarella sarebbe andato via, il caro Presidente Mattarella, ma è dovuto star là ancora, poveretto, perché dopo 8 giorni non erano in grado di eleggere un Presidente. E allora Mirella, cosa vuoi che possiamo sperare da là, Mirella? Sono andati là per fare i loro affari. Ti saluto Mirella, ti auguro ancora tanti auguri di buona Pasqua, vi auguro una buona giornata e ciao Mirella e grazie per tutto quello che fai tu Mirella. Grazie cara e ti Giulia, dico sempre grazie. che sei l'angelo della provvidenza. Grazie ciao, cara Mirella, Giulia, cara, grazie. ciao. Ecco, la gente vede quello che fai, ti premia come è stato premiato Claudio Borgia, perché Claudio non lavorava per il business ma lavorava per il territorio ha premiato, perché se semini bene, così vale anche per i sindaci, vieni riconfermato, se semini male ti mandano a casa. Questo è poco ma sicuro a livello locale, però a livello nazionale la situazione è un po' pesantina anche per voi, perché dobbiamo anche parlarne, perché mettere la polvere sotto il tappeto non fa bene a nessuno. Però anche sta povera Premier fa fatica, perché ha delle grane in casa non da poco che la riguardano direttamente, però bisogna stare anche attenti, perché basta poco e scivola tutto, cade tutto, perché questa è la verità,
cade tutto. Attenzione a quello che vi dico, basta poco per far cadere tutto e non è che siamo presi così bene. Prego Borgia. No, allora, intanto le parole di quando sento insomma interventi come quello di Giulia e le parole che abbiamo appena sentito, devo dire che da appassionato di politica, da uno che ci mette veramente il cuore, sono ogni volta dispiaciuto intanto perché non siamo tutti uguali, è bene dirlo, cioè non è che la categoria dei politici, amministratori locali, politici eccetera eccetera sia tutta una casta e siamo tutti uguali, non è così, c'è chi sicuramente lo fa per interessi personali e c'è chi invece lo fa per il bene del territorio, lo fa per cercare di risolvere i problemi, lo fa per far crescere appunto una comunità e lo fa perché ama la propria patria, ed è il mio caso e quello di tanti altri. E dico anche una cosa importante, io ho la fortuna di conoscere Giorgia Meloni non oggi che è diventata premier, ma la conosco da quando siamo ragazzini, perché lei è del 77, io sono dell'86, lei era la mia presidente dei giovani nazionale di AN e io invece ero il presidente provinciale di Treviso dei giovani di AN, e so lei quanto amore ha per la patria, per il lavoro che fa, per la passione e quanta passione ci mette, e veramente è una delle persone che lo fa senza nessun tipo di interesse, lo fa solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini, e questa non sono frasi fatte, lo so perché l'ho potuta osservare in tutti questi anni, ci ho parlato, ci ho discusso, abbiamo parlato dei problemi insomma della gente, abbiamo parlato dei problemi dei territori. Io vi assicuro che lei per prima chiede a tutti coloro i quali la circondano lo stesso impegno e soprattutto la stessa distanza che lei ha con il malaffare, con le situazioni che possono creare problemi, e lo chiede a tutti quanti. È ovvio che talvolta quando succedono cose insomma che sono distanti o vicine, che riguardano partiti lontani o partiti vicini, lei sicuramente non giova di questa situazione, perché è una che ci mette impegno e che dà tutto e che vuole dare l'esempio, perché lei è una che dà l'esempio, lo dà l'esempio a tutti noi. Vedere che qualcuno anche vicino insomma fa e soprattutto ha delle cadute di stile, so quanto se la prende, quanto lei è molto concentrata, rigida, e per cui sentire parole del genere mi dispiace, perché non sanno chi c'è dall'altra parte, cioè pensano tutti che siamo una categoria, che siamo tutti uguali, che tutti pensano ai propri interessi, ma non è così, e non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Il caso del premierato che ha appena detto Giulia. Il premierato è molto semplice, una cosa molto semplice, vogliamo che il giorno dopo le elezioni non ci siano i soliti potacci, oppure come è successo nei precedenti governi ci si metta 60 giorni, 90 giorni per fare un governo e ci si metta d'accordo tra partiti opposti, pur di stare insieme per la poltrona si fa di tutto, ma si dica chiaramente il candidato premier è Tizio, è Caio, la coalizione è questa, il giorno dopo chi vince governa per 5 anni e il cittadino sa che per 5 anni sarà governato da questa compagine, e alla fine dei 5 anni la valuterà nel bene o nel male, la continuerà a votare oppure darà l'opportunità ad altri. Questo è in semplicità il premierato. Non è che si vuole togliere potere al Presidente della Repubblica, che ricordo rimarrà come figura perché è presente nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione, ma si vuole dare la possibilità al Premier intanto di avere voi sapete per esempio che i ministri non possono essere non possono essere tolte le deleghe ai ministri e quindi mandare a casa un ministro da parte del Presidente del Consiglio, cioè uno che lavora in squadra con delle persone non ha la possibilità di valutare se uno fa bene e fa male e ritirargli la delega e quindi ritirargli la possibilità di fare il ministro. Ecco, questo è uno degli esempi. Con il premierato il Premier avrà la possibilità di dire al ministro non hai fatto bene, passiamo ad un altro.
Ma sono cose che ha anche un sindaco oggi, questa possibilità ce l'ha anche un sindaco, per cui... Però Borgia, bisogna vedere anche gli equilibri interni. È vero quello che dice lei, però bisogna vedere l'equilibrio che tu hai all'interno, perché se questo equilibrio ti viene a mancare, se tu mi mandi a casa quello, io ti tolgo la possibilità di rimanere a galla. Ma funziona anche adesso? Funziona anche adesso. Quello è difficile da cambiare. Ed è difficile anche perché se una è responsabile capisce bene che non è il momento proprio adatto per far cadere un governo questo, perché c'è qualcuno che alza l'asticella proprio per questo, perché dobbiamo a casa, dovete capire quello che dice la Mirella, non è così semplice, perché alzare l'asticella in un momento molto, diciamo, anche pericoloso che stiamo vivendo, perché guardate che non è un periodo tanto semplice, è molto difficile e complicato. Io ti do uno, però voglio 3 in cambio, questo sta cercando di ottenere qualcuno, ma il 3 bisogna vedere che peso ha. Questo 3. Il problema è che è un territorio che ha una fragilità incredibile, una fragilità che vediamo tutti i giorni. Noi abbiamo bisogno di risposte, di attenzionare questo popolo meraviglioso che è il popolo italiano, perché dobbiamo dire la verità, la maggioranza sono brave persone, da nord a sud, da est a ovest. Il problema è che è un paese, caro Borgia, che è governato dalle mafie, le mafie che sono arrivate a nord, dove ci sono i soldi, sono arrivati anche con i fondi del PNRR, sono là pronti. Allora l'attenzione dovrebbe essere questa, la massima attenzione, perché là stiamo andando a parare con le grandi infrastrutture. Prego Borgia. Io non penso che siamo governati dalle mafie o dalle organizzazioni criminali, assolutamente. È ovvio che ci sono delle infiltrazioni, questo è chiaro, ma non è che lo dico io, lo dicono i dati, purtroppo da nord a sud, e anche al sud ormai da anni sono arrivate le organizzazioni criminali e si stanno insinuando nella nostra società e soprattutto in determinati settori. È ovvio che a partire dal governo, passando poi per il governo nazionale, il governo regionale, vabbè, poco possono fare i governi locali, si sta combattendo la criminalità organizzata, si stanno combattendo le mafie, sono stati arrestati nell'ultimo anno e mezzo per le cosiddette primole rosse delle organizzazioni criminali, per cui insomma si sta facendo tanto. È ovvio che bisogna fare sempre di più, è ovvio che sul PNRR bisogna vigilare, bisogna cercare. Ed è per quello che stiamo lavorando sulla modifica del codice degli appalti, perché ad oggi il codice degli appalti ha una burocrazia infinita e soprattutto ha delle parti in cui è fragile, dove, come dicevi tu, si possono infiltrare le organizzazioni malavitose, ed è lì che noi dobbiamo stanarli. Io ribadisco sempre, bisogna semplificare, non aumentare la burocrazia. Dico anche delle banalità. Gli appalti in determinati territori, nei territori come il nostro per esempio, funzionano, dove abbiamo fiori di aziende che sono leader del settore, che sono brave, che sono specializzate. Dobbiamo cercare di fare una legge, di fare un codice degli appalti che dia la possibilità agli amministratori locali, ma non tanto agli amministratori locali quanto alla parte tecnica, di poter far lavorare le aziende del territorio, perché noi qui abbiamo cantieri in tutta la provincia di Treviso con aziende, con imprese talvolta che arrivano da molto lontano, che ti lasciano a metà i cantieri, che ti creano dei problemi e che talvolta è capitato dietro hanno delle associazioni criminali. È ovvio che questo è un tema, però dire che siamo governati dalla mafia assolutamente no. È ovvio che intanto chi amministra deve avere un prerequisito, cioè deve essere una persona per bene, deve avere chiaro in mente che il valore principale per poter amministrare è quello di essere una persona che abbraccia la legalità, che sposa la legalità, che non prescinde dalla legalità. Questo è un prerequisito che tutti gli amministratori locali dovrebbero avere, dagli amministratori locali fino a chi governa a Roma. Fermo.
E allora quello che dice anche il procuratore Gratteri può essere giusto, di fare un test anche alle persone che siedono su determinate poltrone in Parlamento. Guardi, perché non farlo? Visto che poi decidono sulle nostre pelle milioni e milioni di euro, leggi, perché le leggi vengono fatte in Parlamento. Perché non fare questo Mirella, test? io farei anche il test antidroga a partire dagli amministratori locali. Io sono disponibile qua a farlo. Fanno? Ma perché? Questo purtroppo non lo so. Però io ho sempre dichiarato che sono disponibile a fare test attitudinali, test antidroga. Gratteri ovviamente rispondeva in tono tra l'altro Gratteri è una persona che stimo moltissimo, perché in Calabria ha fatto un lavoro eccezionale, bisogna solo alzarsi il cappello quando passa lui. È ovvio che questa uscita l'ha fatta in modo polemico nei confronti dei test attitudinali dei magistrati, ma io non vedo nessun problema che lo facciano anche i politici, gli amministratori locali. Il cittadino deve sapere che chi amministra è una persona limpida, quindi test attitudinale, test antidroga, io sono assolutamente disponibile. Se vuoi, quando vuoi, lo facciamo anche in diretta, zero problemi, tanto di capelli ne ho pochi e quindi... Sì, ma il problema è che dobbiamo farlo in Parlamento, perché è là che si legifera ed è là che abbiamo bisogno di persone serie e competenti, e perciò se nessuno ha nulla da temere non capisco qual è il problema. I nostri parlamentari di Fratelli d'Italia in più occasioni mi ricordo in passato anche, hanno fatto, quando eravamo all'opposizione, hanno fatto tutti i test antidroga, hanno fatto una conferenza stampa, se non ricordo, siamo in prima linea sulla lotta alla droga, il test attitudinale credo che insomma anche su questo nessun problema, per cui dopodiché io non decido a Roma, non sono in Parlamento, alla sono Meloni, qui, certo, si può anche dire sono stato a Sveglia Veneti e veramente ci sarebbe questa richiesta, che penso sia una richiesta anche utile, perché vuol dire che abbiamo delle persone per bene, che si comportano bene. Certo. Siccome l'etica è sparita forse molte volte da questo Parlamento, l'etica è sostanza, esatto, ricordiamolo, perché basta vedere certi atteggiamenti e certe risse in Parlamento che non vorremmo proprio vedere, forse sarebbe utile fare un passo indietro. Però diciamo anche che quando uno ha dei valori forti, ha delle idee forti, può scaldarsi. È ovvio che non bisogna mai trascendere e arrivare alle mani, alla violenza, e su questo perché sei su un Parlamento. Però guarda Mirella, anch'io talvolta mi arrabbio, come tutti mi conoscono come un buonaccione, ma anche io mi arrabbio perché quando uno crede nelle idee si può anche infervorare e discutere. Hai un ruolo e le telecamere puntate, tu non puoi fare certi atti di fronte all'opinione pubblica che si indegna. Poi non lamentiamoci se le persone non vanno più a votare, perché abbiamo degli esempi che sono proprio squalificanti nel vero senso della parola. Il turpiloquio e la violenza devono essere sempre distanti dai palazzi delle istituzioni. Ecco, un'altra cosa importante sono giovani e anziani. Mancano strutture per i diversamente giovani, non ce ne sono, liste d'attesa lunghissime, non sai neanche se riuscirai a entrare. I ragazzi, abbiamo anche una piccola, io la chiamo piccola, ecco, piccoli nuclei di ragazzini terribili, ma anche qua non ci vogliono delle sanzioni veramente più severe. Ma ad esempio io dico sempre, Borgia, ma perché questi ragazzini, le carceri pieni, il carcere minorile di ragazzini, ma vogliamo metterli a lavorare? Ma cosa fanno all'interno? Vogliamo metterli a lavorare? Però giustamente se io mi confronto con i giudici mi dicono non possiamo fare perché la legge non ce lo permette. Anche su questo allora, c'è la burocrazia. Questo qua, esatto, è Daria questa burocrazia che giustamente dice Borgia che non l'abbiamo messa noi, ma è stata fatta in Parlamento, Certo. Adesso noi ci ritroviamo ogni volta e dai con la burocrazia. Prego Borgia. No, questo è un tema assolutamente attuale, però ti do un dato in controtendenza probabilmente, perché lo so che solitamente chi si loda si sbroda, ma quando c'è una buona politica e soprattutto quando ci sono delle buone azioni delle amministrazioni bisogna ricordarle. A Montebelluna il sindaco Adalberto Bordin con l'assessore Marin e ovviamente con tutta la squadra, con tutti noi della Giunta, abbiamo sostenuto un piano triennale sulle politiche giovanili dove abbiamo investito 120.000 euro. Questo perché?
questi 120.000 euro serviranno a sostenere i giovani e tutta la situazione che c'è dietro, quindi a lavorare sulla prevenzione alle baby gang, sulla prevenzione come dire, ad atti sbagliati, ad azioni sbagliate. Insomma, questo è un esempio, Montebelluna, perché io la conosco, sono in giunta, ho ascoltato l'assessore Marini e il sindaco Bordin, quanto sostegno abbiamo avuto anche dalle associazioni rispetto a questa scelta, però come noi ce ne sono tante altre, però le amministrazioni locali possono lavorare sulla prevenzione. Noi non possiamo lavorare sulla repressione, perché non possiamo lasciare solo i nostri vigili contro queste baby gang sugli comportamenti sbagliati. Dobbiamo anche ricordare che non è che si deve occupare solo le amministrazioni locali di questi problemi o la politica. Ricordiamoci che bisogna imparare l'educazione in famiglia, bisogna dare dei buoni esempi in famiglia. Dopo è ovvio che tutti noi, quando amministriamo e rappresentiamo le istituzioni, dobbiamo dare il buon esempio, però ci deve essere una sinergia tra Stato, comuni e famiglia, perché se a casa non hanno dei buoni esempi e non hanno dei valori e degli ideali saldi, importanti, purtroppo non si può, Borgia, e lo dico io che sono stato un ragazzo io non devo vivace. essere fortunato di essere nato e vivere a Montebelluna, perché c'è un sindaco, un vice sindaco, una giusta che mi sostiene. Io devo avere quello che mi spetta da diritto, perché sono un minore e il minore va tutelato. Allora, se non c'è la famiglia, dobbiamo tutelare questo minore, ma non ci sono i fondi perché non si è investito nella famiglia. E a poco la regione da dire che non spetta alla regione, aspetta anche alla regione. Allora, quelli che dicono a me non spetta, ecco, oppure perché ha un ruolo fondamentale. I soldi ce ne sono tanti che arrivano, perché arrivano in regione. Forse anche supportare le famiglie. Io oggi il Banco Solidale è aperto e ringrazio voi, perché anche con il 5 per 1000 anche oggi riusciremo a dare questi assegni alle persone in difficoltà, perché ce ne sono noi tante. Te per tutto quello che fai. Perciò grazie veramente, ma io non vedo supporti alla famiglia, non vedo assolutamente. Adesso addirittura viene tolto il sociale dalle ULSS perché viene tagliato, e perciò ci saranno le attività territoriali di supporto al sociale, ma come funzioneranno? Perché io vedo molta gente con le mani nei capelli. Borgia, non si sa mica come andrà, e stiamo parlando di milioni che arriveranno a queste società. Prego. Perché purtroppo ci sono sempre più azioni da compiere, però la coperta è sempre più corta, e questo è il tema, perché alla fine le risorse arrivano, ma ci sono tantissime azioni da compiere, tantissime politiche da come dire, far arrivare sul territorio, e talvolta le amministrazioni locali sono lasciate da sole. Fermo, perché abbiamo Leone a Tre Basile, che sennò mi cade la linea. Velocissimo, Leone. Leone? Pronto? Leone? Non lo sento. Mi dicono che c'è, ma non lo sento. Non sento. Allora, prego, Borgia. Però, per esempio, questo come dire, può succedere. Però parliamo anche degli aspetti positivi. Adesso, per esempio, il governo ha stanziato delle risorse, sono risorse importanti, per i centri estivi, e li ha potenziati, e questo permetterà a tantissime famiglie prima era a carico dei comuni, adesso grazie all'aiuto del governo tantissime famiglie potranno mandare i propri figli in piena libertà a costi accessibili. Questo lo dobbiamo dire. Ci partiranno dei bandi comunali, ma quelli sono fondi statali, ricordiamolo. Ma chi parteciperà a questi bandi, Borgia? Tutte le famiglie che sono in difficoltà. Le famiglie, non le associazioni? A Montebelluna. Io dico Montebelluna perché, viva Dio, faccio l'amministratore da 10 anni e quindi io rispondo di quello che facciamo. A Montebelluna già lo facciamo, addirittura da prima del Covid, sosteniamo direttamente le famiglie e non le associazioni. Bravo. Ho capito la tua domanda ed è molto chiara. No, bisogna sostenere le famiglie, perché quello su cui abbiamo ragionato come amministrazione da sempre è quella di
dare la possibilità a tutti i figli di Montebelluna di poter, perché di figli si sta trattando, di dare l'opportunità a tutti i ragazzi e ragazze di poter andare ai centri estivi d'estate. Guardate che è una buonissima cosa questa, mi fa piacere che l'abbia detta, perché è fondamentale, non vengono gestiti da altri, va data alla famiglia per aiutare questo bambino a fare questo percorso importante. La famiglia sceglie a quale centro estivo andare, la fattoria didattica, l'associazione sportiva, piuttosto che il GREST, le associazioni parrocchiali. La famiglia è libera di mandare il figlio per quante settimane vuole e dove vuole, però ricordiamoci che questo le amministrazioni locali lo fanno, noi lo abbiamo fatto da tanti anni, a volte a spese proprie, ma grazie anche ai fondi statali, e questo di solito viene, o anche a fondi regionali, dipende, per cui anche qui, come dico prima, ci vuole sempre una sinergia. La famiglia dà un piccolo sforzo, perché poi dipende dalla capacità economica che hai. C'è la famiglia, c'è l'amministrazione locale, quindi c'è il comune, c'è la regione, c'è lo Stato. Questa deve essere una sinergia. Poi dopodiché parleremo prima o poi della natalità, perché questo è un altro tema su cui il governo sta lavorando e so che sta strutturando un piano che dovrà dare delle risposte, che sono sicuro darà, perché anche su questo piano nei precedenti governi si è lasciato alle amministrazioni locali, e non possiamo pensare che le amministrazioni locali facciano i pacchi e grazie ai pacchi le famiglie facciano più figli, no? Dico i pacchi nascita. Bisogna che ci sia un grande piano di natalità. Grazie a Claudio Borgia, vice sindaco a Montebelluna, grazie tantissimo a voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Calamari al pangrattato. In questo piatto sono inserite le olive nere di Gaeta, che furono già descritte da Virgilio nell'Eneide. Le olive ebbero la loro massima diffusione nel 1400 grazie alla navigazione dei cittadini del Ducato di Gaeta, che le esportarono in tutto il Mediterraneo, facendone un alimento molto richiesto ed apprezzato. Ingredienti per 4 persone: 1,5 kg di calamari, 50 grammi di olive nere di Gaeta, olio extravergine d'oliva, 20 grammi di capperi, 3 cucchiai di pangrattato, un ciuffo di prezzemolo, pepe, origano e sale quanto basta. Pulite, lavate, asciugate i calamari e tagliateli a pezzetti. Fate rosolare l'aglio in 75 grammi di olio. Aggiungete i calamari e il pepe. Fate saltare per 3 o 4 minuti a fuoco vivo. Unitevi i capperi lavati e le olive snocciolate. Abbassate il fuoco, coprite il recipiente e lasciate cuocere da mezz'ora a 3/4 d'ora. Verso la fine aggiungete prezzemolo e origano. A cottura ultimata provate il sale e, se necessario, aggiungetene. Disponete i calamari in un ruoto
Cospargeteli di pangrattato e irrorateli col resto dell'olio, un cucchiaio e mezzo. Passate in forno caldo per una decina di minuti o finché il pangrattato non sia divenuto biondo. Buon appetito!